anche questa mattina apriamo con la posta di Mirella, però ieri ho ricevuto tantissime telefonate, messaggi, perché è molto piaciuto questo libro, Mamma vo in America, di Mariano Berti, e mi hanno chiesto se posso leggere ancora, ecco, delle storie di questi nostri immigrati, di queste persone. Allora, più che volentieri, se vi fa piacere, io faccio quello che vi fa piacere, perciò anche stamattina leggeremo qualcosa di quello che voi veramente avete sentito come un ricordo che ha fatto riaffiorare tanti ricordi, persone magari che non ci sono più, che voi avete piacere di ricordare, la storia della vostra famiglia, quante storie magari in un libro. Allora, vediamo cosa leggiamo stamattina. Eccola qua, aspetta qua. Tanti auguri e grazie di tutto, soprattutto al lavoro dei volontari. Sì, devo ricordarli sti volontari, troppo dimenticati. Voglio fare un ringraziamento a tutti i collaboratori per il lavoro che svolgono, in particolare alla Mirella. Ma non è solo la Mirella, guardate che io arrivo anche tardi a volte, sono loro che mandano avanti il banco. Buone feste, buon Natale, grazie di tutto. Come vedete sono tutte letterine che fanno anche piacere. Allora, caro Babbo Natale, vorrei 2 cose, la Bubu, una azzurra e una rosa, grazie. Caro Babbo Natale, vorrei le cose più belle che hai. E sono i bambini che scrivono queste. Grazie per tutto quello che fai per noi. Irene, Elena, Roberto. Ecco, queste sono le lettere che fanno sempre piacere alla Mirella e soprattutto il rispetto che ho per queste persone, che spero che nel 2026 veramente trovino un po' di speranza. Io vedevo ieri, ecco, questa voglia di staccare la spina, di vedere un po' più con ottimismo la vita, quante persone hanno seguito la fiaccola, basta poco per farle uscire di casa con qualcosa che veramente riesca loro a dire: sono riuscito per 5 minuti, 10 minuti a non pensare alle solite cose, a riuscire a distrarmi. Ecco, i valori, avete sentito dalle interviste soprattutto la parola valore, sta arrivando il valore, ricorderemo e ricordiamo i valori, ce li ricorderemo per sempre. Capite che le persone sono chiare, non fanno tanti giri di parole su quello che vedono e su quello che sentono, e questo fa veramente tanto tanto piacere. Allora, leggiamo qualcosa di questo Mamma vo in America, che ieri veramente, io non so cosa dirvi, provate a chiamare al centralino, dite ma è occupato, è libero, non sento, non vedo, non parlo, funziona così e provate finché ci riuscite. Allora, Ghe era una volta, di Maria Barbisan, in campagna dove l'aria era buona, a casa grande de mia nonna, dove viveva in tanti e faceva fatica andare avanti. Ghe era tante cusine e il camuffo sue coltrine. Se e careghe non bastava, femmine e putei sue scaie se sentava. In toia e il cortello non si usava, bastava il scuglier per sorbire un brodetto e il piron per mangiar mezzo ovetto. Tutti contenti al dì dea sagra, se sul paio di Cucagna se vinceva formaio in pessa, do musetti na soppressa. Era per tutti una gran festa, facce liegre e sul fogon e cagliere. Adesso è il dialetto, per fortuna che sono nata col dialetto, la mia faccia è... Vediamo cosa che troviamo, un'altra roba in attesa che arriva il nostro ospite graditissimo stamattina, che è il dottor Giovanni Leoni, che è diventato ancora presidente del CIMO, che si occupa dei medici. Parleremo di anziani, di tante cose. Vediamo dove andiamo a parare questa mattina. Voglio trovare qualcosa che vi intibri. Mamma vo in America, visto che è storia della famiglia Biondo. Tra le vie Pirandello e Ungarini di Castagnole, su parte del terreno, un tempo chiamato Striconi, già coltivato a grano turco o frumento, sorge la ditta Manufatti Cemento, fabbrica di manufatti in cemento per l'edilizia.
A rimembrarci le avventure dei biondi, così è soprannominata la famiglia, è stato Pietro, classe 29, figlio di Emilia e di Eugenia Martini, nonché marito della travigiana di Sant'Abona Giuditta Baddo. Pietro era il fondatore dell'azienda familiare che avviò dopo una settennale esperienza in Canada. Il 1950 fu uno degli anni in cui si registravano le partenze di molti giovani trevigiani verso terre più generose, dato che il dopoguerra non lasciava intravedere progressi a breve scadenza. Partì anche Pietro con in tasca un contratto per un anno da bracciante, procuratogli da uno zio materno che si trovava nel Nuovo Mondo già da alcuni anni. Imbarcatosi a Genova, arrivò una settimana dopo nella Nuova Scozia, proseguendo poi in treno fino a Toronto, dove fu ospite per pochi giorni della zia Irma, sorella della mamma. Era soltanto una pausa perché ripartì nell'Alberta viaggiando per altri 2 giorni e 3 notti. Era primavera, ma dal finestrino si scorgevano disseminate lungo il percorso molte carcasse di animali sopraffatti dal gelo invernale, che uccelli rapaci scarnivano voracemente. Si trattava prevalentemente di cavalli selvatici, sopraffatti dal freddo e dalla fame. Sceso alla stazione, gli si presentò un signore che lo aveva squadrato da capo a piedi. Era lo zio Giovanni, che aveva ricevuto informazioni per via epistolare sulle sue caratteristiche fisiche. Col contratto di bracciante, Pietro andò a lavorare nel villaggio, distante una 90 di chilometri, presso una famiglia di contadini di origine tedesca, genitori e un figlio, che possedeva una campagna di 300 ettari, in gran parte coltivata a grano. La sua paga giornaliera era di $1,50, oltre al vitto e l'alloggio in una baracca di legno ai margini dell'abitazione principale. Cioè, ascoltate bene queste storie, perché qualcuno se le ha dimenticate. I proprietari erano molto credenti e pregavano mattina e sera, avendo 2 figlie religiose e un figlio seminarista, che in seguito fu parroco nei dintorni. Avete capito? Andava tutti i preti e suore. Si raccoglievano in preghiera anche prima di mettersi a tavola e dopo cena immancabilmente recitavano il rosario. Ecco i valori, la preghiera. Era un valore la preghiera a pranzo e a cena e anche prima andare in letto. Di domenica la piccola chiesa del paese si riempiva per la messa, perciò andava a messa tutti. Ogni famiglia aveva il proprio banco e Pietro si accomodava con i suoi titolari. Si coltivava alternativamente metà campagna, mentre l'altra metà riposava. Ci volevano 15 giorni ininterrotti per trebbiare quell'immensa distesa di frumento, nonostante l'impresa disponesse di moderni macchinari ancora sconosciuti in Italia. Eras avanti? Il grano veniva caricato su vagoni e portato all'ammasso per essere immagazzinato in enormi silos. Un giorno Pietro notò che una buona parte del raccolto andava perduta fuoriuscendo dalle fenditure dei vagoni senza essere recuperata. Pensò perciò di recuperare in proprio quel grano insaccandolo. Acquistò delle galline e le affidò a un amico, il quale le allevò con quel provvido ben di Dio. Il risultato fu una gran quantità di uova. Vedete, ecco la creatività, la genialità. Vedo il grano che si perde, lo raccolgo, lo porto a casa, faccio delle galline, le galline mi danno le uova ed arriva il ben di Dio, pensate. Nella fattoria si allevavano anche centinaia di capi di bestiame, buoi, vitelli, asini, cavalli e maiali. In mezzo a un recinto c'era una casupola di legno con delle grate per il mangime dei porci. Pietro, Pet per i suoi datori di lavoro e per gli amici, aveva notato che stormi di uccelli pasteggiavano con quel mangime, entrando da una finestrella. Decise perciò di catturarli. Recatosi silenziosamente all'interno della casupola, munito di una scopa, ne uccise decine, esibendoli ai padroni come trofeo di caccia, poveretti. Queste però ci rimasero male, si rifiutarono di metterli in pentola con la scusa che non erano commestibili. Dovette sotterrarli. Il suo pensiero andava tuttavia agli inverni passati a casa, quando la fame batteva sullo stomaco. Si inventava di tutto pur di mettere qualcosa sotto i denti, catturando cilighe e bettine, passeri
e petirossi sarebbero i nomi, con trappole e crivole, corbe di vimini che si utilizzavano nelle aie o nelle stalle per proteggere la chioccia con i pulcini. Il lavoro e l'aria salutare mettevano molto appetito a Pietro, ma la stessa cosa non accadeva alla famiglia che lo ospitava e ne era meravigliato. A volte avanzavano delle polpette che la padrona di casa gli diceva di portare al cane, ma all'animale ne arrivava solo una parte e gli rimaneva se lo pappava lui. Capite cos'era la fame una volta? Non si rende neanche conto. Fu quella l'esperienza emigratoria che Pietro si portava piacevolmente nel cuore, dato che fare il contadino era sempre stato il suo mestiere e anche se non conosceva l'inglese e il tedesco, con gli animali si capiva benissimo. L'inverno successivo, quando il lavoro si fermò, lo lasciarono libero di andarsene prima della scadenza del contratto. Con la sua corporatura muscolosa trovò subito un lavoro in un cementificio che dava occupazione a 300 maestranze. Vi rimase 7 anni, periodo sufficiente ad acquisire padronanza del mestiere e fargli prendere la decisione di mettersi in proprio. Capite? Imparare la manualità, sapere che a un certo punto puoi farcela da solo e aprirti anche un'azienda. Sapeva tutto di quel lavoro, aveva visto frantumare le rocce in enormi macchinari che le trasformavano in polvere grigia. Ogni sabato con gli amici andava in una banca a depositare lo stipendio. Quella novantina di chilometri veniva colmata in più di un'ora perché le strade in quell'immensa distesa sono molto larghe e agevolmente percorribili, come le nostre, stessa roba, no? Nel 1954 Pietro raggiunse il fratello Umberto e sua moglie Giuseppina, che abitavano da poco tempo in questa zona. Da giovanissimo Umberto aveva studiato nel seminario dei padri Somaschi e conseguito il diploma magistrale, lasciandosi poi convincere a espatriare. In Canada frequentò dei corsi di lingua inglese finché poté far valere il suo titolo di studio, diventando insegnante di scuola primaria. 8 anni dopo la sua partenza dall'Italia, Pietro si prese un mese di licenza per far visita ai propri familiari, ma una volta ritornato a Castagnole non ebbe più la forza di ripartire, pensate. Nel 1960, sposata la sua Giuditta, mise in atto le esperienze acquisite in Canada, avviando un'azienda di manufatti di cemento. Fu un inizio modesto, anche se impegnativo. Si alzava di buon mattino per riempire di materiali gli stampi di legno che davano forma ai blocchi di cemento, richiestissimi negli anni del boom economico, per la costruzione di scantinati e case, che sorgevano in regime di economia, cioè aiutandosi vicendevolmente tra amici. Così facevano le case, ci si aiutava, come adesso. Così, mentre Giuditta gli dava 4 figli, Pietro ampliava l'attività, aggiungendo sempre nuovi articoli alla produzione. Morto nel 1980 suo padre, l'artigliere Emilio, Pietro ingrandì la fabbrica e l'abitazione per dare un nido ai 4 discendenti, ristrutturando il vecchio edificio rurale. Ceduto il timone dell'azienda, guardava soddisfatto l'evoluzione germogliata dai suoi sacrifici, non senza dimenticare la baracca dei porci, che attirava stormi di uccelli affamati in Canada. Questa è una delle tante storie che sono scritte su questo libro per far capire come si lavorava una volta, come si viveva, quanto lavoro si doveva fare. Però se eri un creativo, se eri geniale, se pensavi dentro di te che ce l'avresti fatta, che l'obiettivo era quello di riuscire ad arrivare a fare qualcosa di tuo, ad avere qualcosa di tuo, ce la puoi fare. Ecco, questo sarebbe un invito da fare anche ai ragazzi, di credere in se stessi, anche se toccano il fondo un po' alla volta a risalire. Però non ci sono punti di riferimento. Una volta c'era la speranza che il mondo cambiasse, ma è arrivato il boom economico e come lui tanti sono diventati ricchi perché erano già inseriti in un sistema che doveva partire. Adesso vorremmo capire qual è il sistema che deve partire per questi ragazzi, per queste famiglie, per queste persone. Non si riesce più a capire nel 2026 se stiamo andando avanti o se stiamo tornando indietro, se dobbiamo fare dei passi a lato. E questo preoccupa molto soprattutto
queste persone. Allora, oltre a questo, lunedì ci sarà la giornata della memoria, il 27 di gennaio, e dovremo veramente ricordare. Allora io parto già prima, come sapete, perché poi lunedì ne parleranno tutti, io invece inizio a parlarne prima. Andiamo a vedere cos'è la giornata della memoria. La giornata della memoria è una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Perché si celebra il 27 gennaio? Perché in questo giorno, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. E il termine Olocausto indica il genocidio portato avanti dalla Germania nazista e dai suoi alleati nei confronti degli ebrei d'Europa. Vittime dell'Olocausto furono anche gruppi etnici come i Rom e i Sinti, gruppi religiosi come Testimoni di Geova e Pentecostati, omosessuali, malati di mente e portatori di handicap. L'annientamento di 2/3 degli ebrei d'Europa passa attraverso 4 fasi. La definizione di ebreo per decreto, espulsione dalla società tedesca tramite l'appropriazione nazista dei beni e valori economici e la spoliazione dei diritti, concentramento, distruzione. L'ideologia nazista si basava sull'affermazione della presunta superiorità genetica della razza ariana. Hitler riteneva che l'infezione ebraica fosse una delle minacce più gravi alla purezza della razza ariana. Gli ebrei erano quindi considerati un popolo inferiore e dovevano essere eliminati. Il razzismo nei loro confronti, in realtà, nascondeva motivazioni di natura economica. Hitler li considerava responsabili delle continue crisi economiche che affliggevano la Germania. Negli anni 30 il progetto nazista inizia a concretizzarsi con le leggi antisemite, che iniziano a privare gli ebrei dei loro diritti, come la cittadinanza tedesca e la possibilità di partecipare alla vita economica del paese. Nel novembre del 1938 si consuma la Notte dei Cristalli. In Germania, Austria e Cecoslovacchia furono incendiate quasi tutte le sinagoghe, i cimiteri e migliaia di abitazioni private. Molti ebrei vennero spogliati dai loro beni. Il giorno dopo, oltre 20.000 ebrei vennero deportati nei campi di concentramento. Il 1942 è l'anno della soluzione finale. Solo nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau vennero sterminati 1,5 milioni di deportati, tramite fucilazioni e camere a gas. I campi di sterminio erano anche luoghi di tortura, di esperimenti pseudoscientifici su cavie umane, come quelli effettuati dal dottor Joseph Mengele, ossessionato dai gemelli. In Italia il regime fascista aveva emanato nel 1938 le leggi razziali, che tra l'altro escludevano gli ebrei dalle scuole, da molte professioni, dalla vita sociale. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. La deportazione e lo sterminio iniziarono dopo il settembre del 1943, quando in seguito al crollo del regime fascista e all'armistizio, i tedeschi occuparono l'Italia settentrionale. Le autorità della Repubblica Socialista Italiana collaborarono alla deportazione. Uno dei primi episodi fu il rastrellamento del ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943. Nel corso del quale furono catturate oltre 1.000 persone. Il campo di Fossoli, in provincia di Modena, divenne il luogo di transito verso i campi dell'Europa orientale, in cui trovarono la morte circa 8.000 ebrei italiani. In totale, il numero di ebrei sterminati tra il 1933 e il 1945 si aggira intorno ai 6 milioni. 4 milioni furono i polacchi, ucraini e bielorussi, 3 milioni i prigionieri di guerra sovietici, 1,5 milioni i politici dissidenti. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce
che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Avete sentito, avete visto? Ecco, io ricordo, come sapete, faccio prima, dopo quando tu non ne parlo faccio dopo, faccio vedere, faccio sentire, faccio ricordare. E questa mattina avevo deciso di partire con la storia che avete letto, spero vi abbia fatto piacere, di non essere stata troppo lunga, ma è una storia che veramente fa parte del nostro vivere, delle nostre radici e soprattutto dopo quello che è successo con questo olocausto. Io ringrazio e saluto veramente Giovanni Leone, Presidente Federazione CIMO Veneto. Parleremo di tante cose di che veramente, dottor Leoni, ci preoccupano, devo dire la verità, questo popolo diversamente giovane, ormai la maggioranza, che non riesce più a gestire questa nuova tecnologia. Si parla di telemedicina, si parla di intelligenza artificiale, si parla di tante cose e non riesce neppure a usare il cellulare. Io l'altro giorno mi sono recata in un ambulatorio, ho accompagnato una persona e devo dire la verità, ho visto la difficoltà dei diversamente giovani, se non sono accompagnate da persone poi giovani che riescono a gestire tutte queste ticket, metti dentro il banco, ma paga col banco, ma i contanti, non ce la fanno. Io li ho visti in grande difficoltà, quasi sempre sono accompagnati dalla moglie, che anche lei non riesce a fare questa evoluzione di questa tecnologia avanzata che abbiamo anche all'interno di queste strutture. E mi domando, mi scusi dottor Leoni, ma perché siamo così in tanti nel mondo del volontariato e nessuno ci chiama per vedere di supportare anche, come parlavo col professor Gerosa, che ho avuto l'onore di avere ospite diverse volte, essere aiutato anche da giovani, ad esempio nel pomeriggio, perché non cercare di capire dove abbiamo bisogno e di che volontariato abbiamo bisogno per supportare, perché è una necessità diventata l'aiuto per queste persone, anche perché hanno patologie, sono depresse, sono stanche, non ci vedono. Cioè, dottor Leoni, cosa sta succedendo? Cos'è il medico nel 2026? Il ruolo veramente del medico? Il medico ha come ruolo originario quello di curare i suoi cittadini, i suoi pazienti, e naturalmente usufruisce anche di quella che è l'evoluzione tecnologica. La tecnologia ti aiuta sul piano professionale e clinico, poi c'è la parte di cui stava parlando per quanto riguarda l'inizio, cioè la prenotazione, l'accesso, il pagamento, tutte quelle che sono quelle procedure che vengono molto automatizzate. Però bisogna considerare che la stragrande maggioranza delle persone, 60-70% di quelli che sono i pazienti che poi entrano nei nostri ambulatori, appartengono alle decadi di vita più avanzate, 60, 70, 80 anni. Alcuni vengono accompagnati, alcuni vengono anche soli e si scontrano con quello che è stata l'evoluzione della prenotazione, l'evoluzione del pagamento. È molto importante l'accoglienza da parte di personale dedicato che gli dia anche una mano anche semplicemente per pagare un ticket oltre che per fare la prenotazione, perché loro alla fine hanno la necessità molte volte, soprattutto quando vanno in grandi ambienti che conoscono anche meno perché magari cambiano anche la visita che devono fare, avere proprio una guida vera e propria. Ci sono i punti di assistenza, naturalmente bisogna superare anche quello che è la timidezza iniziale, la paura reverenziale, lo stress che poi ha da uno comunque quando va in ospedale per farsi una visita a tutti quanti i livelli.
È diverso andare dal proprio medico, dal medico di medicina generale, su un percorso conosciuto, più difficile andare su percorsi nuovi, soprattutto quando magari cambiano le strutture e ci sono nuovi sviluppi per i percorsi da seguire per fare le visite. La fermo un secondo, dottor Leoni, perché abbiamo Giuseppe da Belluno. Ciao Giuseppe. Ciao Mirella, come andiamo? Bene, grazie. Tu anche? Tira avanti. Allora, io avevo chiamato per il messaggio che ho visto sull'Olocausto, eccetera, eccetera, ma prima vorrei fare un commento sul discorso della medicina, che sai, io giro molto per lavoro, parlo con molte persone, non ho mai visto una sfiducia così grande nei confronti dei medici e della sanità come negli ultimi anni, proprio dovuto soprattutto a quello che è successo durante il periodo Covid. Io ho conosciuto persone che mi hanno raccontato che il medico non è andato a visitarla perché non erano vaccinate, e poi la situazione si è aggravata e sono morti in ospedale perché non per il Covid o per il vaccino, ma perché sono arrivate troppo tardi. Faccio un solo esempio: quando interviene l'interesse e non più la morale e il giuramento di Ippocrate, è tutto finito. Faccio un esempio banale: se io devo andare a fare una visita privata e adesso i medici sono a gettone e vado da un chirurgo che mi deve visitare se devo fare un'operazione al dito oppure no, e questo medico è pagato non stipendiato al mese dalla sanità pubblica, ma in base alle operazioni che fa, secondo te mi dirà che devo operarmi o fare a meno? Di queste situazioni ne ho viste tantissime, quindi ormai purtroppo non c'è più la coscienza, la morale di consigliare l'ammalato per la cosa giusta da fare per lui, ma siccome se io guadagno nelle operazioni o nelle visite o nei massaggi eccetera, io gli dirò che deve fare 50 massaggi, che deve operarsi. Questo è veramente purtroppo snervante. Oltretutto mi risulta che i corsi, faccio un altro esempio, di aggiornamento eccetera, vengono fatti e organizzati dalle case farmaceutiche. Allora è chiaro che quando non c'è una struttura pubblica, non c'è un bene pubblico che dice cosa è bene e cosa è male, ma c'è una struttura privata che guadagna in base ai medicinali o ai vaccini e fa i corsi ai medici per insegnare o per consigliare o per formulare dati su quello che devono fare, gli diranno che è meglio fare un vaccino o dare una delle loro medicine oppure no. E qui Mirella finisce tutto. Poi faccio solo un commento su quello che ho visto prima. Io vorrei ricordare riguardo all'Olocausto che sarebbe bello facessero anche dei film, ma purtroppo non sono finanziati perché la Warner Bros. È completamente in mano agli ebrei, diciamo, come la Coca-Cola, come tutti gli organi di informazione, come le banche, eccetera, eccetera, che facessero un film sullo sterminio dei palestinesi, sull'occupazione delle terre e che venisse fuori un po' di verità del passato. Grazie Giuseppe, grazie veramente della telefonata, sei stato molto chiaro con le tue riflessioni, poi a casa ognuno fa le proprie. Ti ringrazio Giuseppe per avere anche il coraggio di dire quello che si pensa, perché bisogna anche dire quello che si pensa, e soprattutto hai toccato dei temi molto importanti e sono veramente contenta di avere il dottor Leoni che potrà rispondere al nostro Giuseppe. Scusa se interrompo, ma sono già le 45 fra poco. Prego, dottor Leoni. Allora, per quanto riguarda le indicazioni, diciamo, le terapie dopo una visita, c'è una grande differenza naturalmente dal punto di vista su certi tipi di patologie. Per esempio, ci sono delle indicazioni assolute, tipo le patologie oncologiche, uno deve operarsi, ci sono le urgenze, uno deve essere fatto. Poi ci sono tutte quante le terapie, quelle che sono, diciamo, estetiche, evoluttuarie, le terapie private sistematicamente, come per esempio la terapia odontoiatrica, che il 98% è di tipo privato.
Allora su questo c'entra molto ovviamente la professionalità e la deontologia del medico nel consigliare se un qualcosa è giusto o sbagliato oppure c'è un guadagno particolare. Per esempio la chirurgia cavorale, l'odontoiatria, una chirurgia conservativa, cioè un'otturazione, oppure un impianto. Ci sono dei guadagni differenti da una parte o dall'altra. Allora ci sono le possibilità di avere degli indirizzi commerciali, soprattutto sulle derive da questo punto, oppure non so, una protesi in Croazia in una giornata solo, dove ci sono dei messaggi pubblicitari che colpiscono le persone. Che costano molto meno che qua in Italia. Meno, però dopo se hai una complicanza, un problema, torni in Croazia a farti curare, cioè, questo è il concetto, ma soprattutto è consigliare anche adeguatamente il paziente, non solo pensando a quello che è un guadagno che può essere in più. E da questo punto di vista ancora il dentista privato, colui che segue per esempio il paziente in tutta quanta la sua vita, tende a consigliare il suo paziente che vuole tenersi per il meglio dal punto di vista professionale, e poi c'è ovviamente anche l'odontologia. Poi ci sono delle situazioni che devono essere risolte dal punto di vista del pubblico. Quelle miste, per esempio, operare o non operare qualcuno per un'ernia, diciamo, o per una vena varicosa, quelle in cui ci sono delle possibilità che alla fine sono affidate a quella che è la professionalità del medico, alla fama che ha il medico, diciamo, che si sviluppa nel tempo. E si parla molto adesso sulla pubblicità su internet, diciamo, sui social, per quanto riguarda trovare pazienti e trovare situazioni. E ci sono la deriva commerciale in sanità esiste, e come per tutte quante le cose. Allora il mio consiglio è intanto vedere i curriculum, vedere se un medico è iscritto all'ordine alle fine, perché ci sono stati anche dei casi in cui i medici non erano neanche iscritti e esercitavano abusivamente. Il curriculum che deve essere pubblico nell'area trasparenza amministrativa, i riferimenti, tutte quante le ASL per esempio nel curriculum dei vari medici, quello che hanno fatto, poi ci sono i siti anche delle società scientifiche in cui uno lavora e ovviamente anche quello che è il suo curriculum, la sua fama. Poi c'è come ultimo il passaparola tra i pazienti, perché il passaparola, il contatto sociale, la fama che uno si fa, sia semplicemente dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista empatico, per quanto riguarda quello che è il contatto col paziente, la capacità di relazionarsi anche con pazienti magari che hanno delle difficoltà dal punto di vista della comprensione, quindi bisogna spiegarsi e mettersi al loro livello da questo punto di vista, sono parte integrante di quella che è la professionalità medica, e il medico lo sceglie anche su questa base qua. Quello che però vorremmo anche capire è perché il privato e il pubblico devono andare parallelamente assieme. Perché non può essere che il pubblico, un medico che lavora nel pubblico deve lavorare esclusivamente nel pubblico? Tu vuoi prendere la carriera privatistica, vai da un'altra parte. Perché noi abbiamo questo privato dove tu hai un problema, non c'è tempo, non c'è orario, subito, qualsiasi cosa. Stesso medico, stesso operatore nel privato, nel pubblico non c'è. Allora io mi domando, è vero che la sanità, specialmente veneta, per carità, bisognerebbe anche dire, guai dire che va male, però queste liste d'attesa, questi medici che veramente non sono più protagonisti nel pubblico, ma sono molto, non tutti, ma una buona parte nel privato, va a scapito di queste fragilità, che magari non possono pagare, perciò si ammalano sempre di più, e soprattutto i tempi di attesa che sono incredibili. E allora non può continuare così, dottore. Una volta non era così. C'era molta più serietà nel dividere pubblico e privato. Le idee erano molto chiare. Tu lavori nel pubblico e hai queste regole. Se vai nel privato sai che non è più la stessa cosa. Cos'è cambiato? Eppure Tina Anselmi, ecco, io poi avrò la nipote nell'ultima parte, aveva le idee chiare. È stato là che veramente la sanità ha avuto un exploit incredibile.
ma veramente che dava risposte ai cittadini. Eravamo tanti di più di adesso, eppure non mancava niente, dal medico di famiglia agli infermieri, c'era tutto. Adesso siamo diminuiti, molti diversamente giovani e manca tutto. All'interno dell'ospedale no, va detto, e ringraziamo perché sono curati benissimo, ma con dei ritmi di lavoro che sono stressanti da impazzire per i chirurghi, per i medici, per gli infermieri, per la squadra che ti cura. Sentiamo Loredana, poi mi risponde. Vai Loredana. Sono qua. Allora, volevo dire una cosa. A me mi è capitato che di notte mi sono sentita male. Ho chiamato il mio medico. Il mio medico non mi ha risposto perché c'era le signorine al telefono, ecco. Mi hanno dato l'appuntamento dopo 2 giorni. Io sono a casa, non sono in ospedale. Il mio medico di famiglia, perché devo telefonare a una che se mi sento male di sera non posso chiamare il mio dottore? E vorrei sapere queste cose qua. E anche che diciamo che le figlie sa per cosa ci sono? Perché i medici di famiglia mandano tutti al pronto soccorso, mandano tutti là. Non c'è più il medico, non c'è più il medico di una volta, Il medico di una volta cercava anche troppo, anche a mezzanotte veniva da un paziente del suo mutuato. Adesso non è più così, perché i professori sono i professori. Guai se vuoi una visita da un professore, devi sborsare centinaia di biglietti da 100. Vuoi una visita da un dottore, anche se in ospedale ti dicono non devi aspettare, però se vuoi, in ospedale, se vuoi, c'è il dottore questo, te lo fa pagante. Ha capito il discorso? Non si tratta del fattore che va male la roba, va male perché sono i dottori, i professori che sono là che vanno male. Questo lo dico io, signora, sa. Io ho di problemi, di problemi anche con mio marito. Mio marito, il dottore, chiamo il dottore che mio marito aveva fatto era stato 14 giorni in storia di rianimazione, che ce l'avevano dato morto. Per dirti, aveva fatto, come si dice, c'era papà da biglie, credo, se non mi ricordo, comunque abusi. Quando è venuto a casa, il dottore non è mai venuto a casa e non c'era nel Covid, nel cosiddetto Covid, nell'influenza, non c'era niente. Adesso i dottori sono tutti col culo caldo là. Allora abbiamo sentito la Loredana, la rabbia di Loredana è una rabbia che io sento molto, a parte che non bisogna sparare nel buco, lo dico sempre, perché ci sono dei medici anche di famiglia veramente bravi, disponibili a tutte le ore, qualcuno ne sarà fortunata, però ci sono, bisogna anche dirlo, perché per carità, il problema è che hanno anche tante incombenze, dei numeri assolutamente improponibili, 3.000, 4.000 veramente persone che devono curare. Ma come fanno? Poi devono fare con la burocrazia, perché sono loro che devono scrivere, non è che possa scrivere chiunque. C'è qualcosa che non torna. Cosa è successo, dottor Leoni? Cosa rispondere a queste persone che sono arrabbiate? Io chiamo, dovrei avere la risposta dal mio medico. Allora, per quanto riguarda il numero, c'è stato un calo di quasi 5.000 su 45.000 medici, siamo arrivati a 37.000 medici di famiglia in Italia, e il 10% in meno anche qui nel Veneto. A una recente tabella presentata dalla Regione Veneto per quanto riguarda la medicina del territorio, si è visto che oltre il 50% dei medici hanno più di 1.500 pazienti e il 15% hanno 1.800 pazienti. L'ottimale sarebbe 1.200 pazienti per medico. Diminuendo il numero di medici e non trovando il ricambio, che c'è anche questo problema qui, perché siamo anche in una parte in cui vanno in pensione la maggior parte di quelli della mia generazione che arrivano a 68, 70, adesso addirittura 72 anni e vengono tenuti in servizio appunto perché non c'è il ricambio. I pazienti vengono divisi per quelli che restano e quindi il carico di lavoro aumenta in proporzione. Una soluzione è stata quella di mettere delle segreterie, che però non sono funzionanti totalmente 1 ora, 2 ore al giorno da questo punto di vista, per diminuire quello che proprio sono i carichi burocratici e aggregare i medici
in quelle che sono le associazioni delle medicine integrate, in maniera tale da poter avere anche un medico sempre disponibile dalle 8 alle 20, anche se non è il tuo medico, però per urgenze, certificati, problemi, trovi qualcuno che te lo fa. Questa è una situazione che si è sviluppata ormai nella stragrande maggioranza dei casi, però c'è ancora un 20-30% di medici che lavorano da soli, d'accordo? E questa è una problematica per l'assistenza, quindi bisogna alla fine implementare quello che è il supporto burocratico per liberare soprattutto i giovani medici che hanno studiato, hanno passato i test di ammissione a medicina 1 su 7, come che erano 10.000 posti, 70.000 domande, quelli che vedete adesso che adesso lavorano qui. Prevalentemente sono donne, il 70% sono la professione chiamata femminile, e devono avere un supporto per tutto quanto il tempo, se no guardano com'è la situazione, dicono, molti anche rinunciano. Anche Nadia, poi continuiamo, dottor Leoni, devo andare anche in pubblicità, vai Nadia. Buongiorno e ciao Mirella. Ciao. Niente, io volevo chiedere al dottore se è possibile, ho 2 impegnative eseguite 15 marzo 2024. Oculistica. Io ho avuto un'occlusione alla retina dell'occhio destro. Mio marito, 82enne, un controllo agli occhi va fatto perché ha problemi. Sto ancora attendendo di fare questa visita, da 0 a 6 mesi richiesta. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, il dottor Leoni ti risponderà subito dopo la pubblicità. E siamo col dottor Giovanni Leoni, presidente Federazione CIMO, che si occupa appunto di medici e sta spiegando anche molto bene, per rispondere anche alla nostra Nadia da Treviso, che chiedeva appunto queste impegnative di 6 mesi che alla fine non ha risposte. Allora, la scadenza normalmente dell'impegnativa attuale è appunto di 6 mesi massima. Su questo naturalmente bisogna avere anche delle risposte. E certo che le segnalazioni, io consiglio di fare una segnalazione formale, dal punto dove è stata fatta la richiesta, perché ha un significato, la presa in carico, gli uffici di relazioni con il pubblico funzionano, sono fatti apposta pure, appunto per risolvere queste situazioni. Le problematiche delle visite di controllo purtroppo vengono messe in secondo piano rispetto alle prime visite, quelle che ci sono per le urgenze, e la patologia diciamo oculistica è quella sicuramente più importante dal punto di vista ovviamente calovisus, cataratte, liste d'attesa più lunghe, e vengono subito diciamo dopo quelle cardiologiche. Le problematiche di cui parlavamo prima per quanto riguarda le liste d'attesa avvengono soprattutto per certi tipi di prestazioni che sono in primis quelle cardiologiche e oculistiche, ma anche alcune diciamo gastroenterologiche e poi quelle fisiatriche di riabilitazione ortopedica. Su questo bisogna calcolare che noi abbiamo avuto un grande calo in percentuale di posti letto, una contrazione dei posti letto che abbiamo visto anche nel nostro internet e anche quindi di medici che lavorano per quanto riguarda, pur essendo in ospedale, l'utenza esterna. E quindi diminuendo il numero totale dei medici diminuiscono anche le ore che vengono a disposizione per i pazienti che vengono da fuori, quelli col sistema sanitario nazionale. Nel senso che se un reparto una volta era formato da 10-12 medici e poi da 6, automaticamente si diminuisce anche il numero di prestazioni che tu puoi fare per gli esterni, perché dopo l'attività che fai per gli interni, le guardie, le riperibilità, quelle rimangono. Così è successo che ci sono degli accorpamenti, soprattutto nei dipartimenti chirurgici, gli otorini, gli oculisti molte volte sono reperibili anche gli urologi, alla fine tutti quanti i medici diventano con delle equip molto più risicate e quindi anche la disponibilità per fare le visite per il pubblico complessivamente diminuisce. Quindi la problematica più grossa è poi identificare quello che è l'offerta sanitaria che danno i medici rispetto a quelle che sono le ore a disposizione, nel senso che tu sei pagato con le 38 ore che è il contratto collettivo diciamo, per i medici per lavorare quelle ore lì. E quelle sono le ore che poi puoi dare anche agli esterni. Se ci fossero più medici in un reparto ci potrebbero dare anche più visite agli esterni.
Questa situazione è stata un po' risolta con quelle che sono le prestazioni aggiuntive, incentivando, dando dei soldi in più ai medici per lavorare di più, d'accordo? Però non è una soluzione, diciamo, stabile. La soluzione, io con il nuovo assessore Gerosa, che è l'ex direttore fino all'altro ieri della cardiochirurgia di Padova e quindi conosce perfettamente la situazione ospedaliera, c'è una grandissima sintonia per risolvere appunto anche la problematica di quello che è l'organico e anche la disponibilità per i pazienti di avere anche delle visite in tempi adeguati, soprattutto per quanto riguarda le problematiche più emergenti, che sono quelle che abbiamo citato. E io ho una grande fiducia di avere un cambio di passo per quanto riguarda il personale da mettere al primo posto, sia medico ma anche e soprattutto infermieristico, perché la grande carenza anche nell'assistenza passa anche per quanto riguarda tutta quanta l'assistenza infermieristica. Eh sì, perché è una squadra poi veramente che opera, non c'è solo il chirurgo, ma c'è tutta una squadra che opera la persona. Parliamo anche di medici sospesi, ce ne sono tantissimi, sospesi anche sanzioni congelate anche da 8 anni, ma nessuno lo sa. Continuano la professione, non c'è nessun problema, c'è un intasamento di carte pazzesco. Com'è la situazione? Ma questi medici potevano esercitare lo stesso? La radiazione è arrivata, arriverà, non arriverà mai? Cosa è successo? Perché il Covid veramente ha tolto il coperchio a quella che era una realtà di certi medici anche. Allora, in Italia ci sono dei procedimenti che seguono un po' quello che è l'evoluzione della legge, quindi se tu hai una sanzione da parte della tua istituzione, in questo caso gli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri, tu hai la possibilità anche di fare appello. La legge te lo consente. E la Corte d'Appello, diciamo, dei medici si chiama Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie e si trova a Roma. C'è una commissione per ogni professione sanitaria, cioè per gli infermieri, per i biologi, per i farmacisti, tutti coloro che hanno avuto una sanzione dal proprio ordine provinciale possono fare ricorso a Roma. Fermo, però la sanzione non ti vieta di continuare la professione. Il ricorso blocca l'operatività della sanzione. Tu poi, una volta che tu ricevi la sanzione, che la danno gli ordini dei medici, che può essere l'avvertimento, la censura, la sospensione da 1 a 6 mesi o la radiazione per le cose più gravi, tu hai 30 giorni per accettarla oppure per fare ricorso. Se fai ricorso, l'esecutività della sanzione viene bloccata finché la Commissione Centrale non si pronuncia. Dopo questa, uno può fare ancora ricorso in Cassazione, però la Cassazione, come nei procedimenti, diciamo, della giustizia ordinaria, interviene su quello che è il procedurale, ma non interviene sul merito della questione. Quindi, una volta che la Commissione Centrale ha dato il suo parere e magari conferma quello che ha dato l'ordine originario, la sanzione è operativa. Purtroppo, per varie situazioni, si sono accumulate centinaia di casi bloccati perché mancavano i componenti, mancava il presidente. C'è stato un ritardo di anni da questo punto di vista con un intasamento di procedure che adesso da ottobre del 2025 avranno un cambio di passo perché è stata nominata una nuova commissione. La presidente Giulia Ferrari è stata nominata dal Ministero della Giustizia, dal ministro Nordio, mentre i presidenti vengono nominati da quelle che sono le rappresentanze delle federazioni medici, infermieri e quant'altro. Ci sono 5 presidenti che sono titolari, 5 sostituti, perché se ti capita di avere qualche sanzionato che appartiene magari al tuo ordine, tu non puoi essere presente ma devi essere sostituito. Le riunioni sono già cominciate e quindi noi pensiamo che il 2026 sarà un anno di cambiamento da questo punto di vista per quanto riguarda le sanzioni. Nel momento che arriverà il giudizio, cosa comporta per questi medici che verranno sanzionati? Cosa succederà? Tutti coloro che hanno avuto una sanzione dai loro ordini, in questo momento, se uno viene a controllare l'anagrafica, sono perfettamente a posto perché la sanzione è sospesa. Una volta che la sanzione sarà operativa, comparirà
la sanzione applicata man mano, e dopodiché ci sarà la comunicazione che si dice in questo caso erga omnes, cioè a tutti, diciamo anche a tutte quante le istituzioni, di quello che è lo status del medico, quindi saranno irradiati, diciamo, non potranno più esercitare la professione. Non potranno più il radiato non potrà più esercitare? No, non possono più esercitarla almeno per 5 anni, almeno fanno esercizio abusivo della professione medica. Se poi hanno un comportamento irreprensibile nei 5 anni successivi, che è controllato, potranno chiedere la reiscrizione, cioè non è a vita la radiazione, però uno deve anche, diciamo, dimostrare di aver corretto il suo stile. E chi è che controllerà questi medici, se appunto perché non esercitano più la professione? Allora, tutte quante le segnalazioni da questo punto di vista vanno mandate eventualmente a quella che è l'ordine dei medici o la giustizia ordinaria, perché dopo passi dalla parte del reato vero e proprio, che è l'esercizio abusivo della professione medica o odontoiatrica. Cos'è, dottor Leoni, la cosa che la preoccupa di più e quella che spera veramente che anche il professor Gerosa, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, con la burocrazia che anche abbiamo, chissà che paletti troverà, però che lei spera che il professor Gerosa superi per il bene della comunità? Credo che la cosa più importante sia la dignità delle condizioni di lavoro, nel senso che i medici, ma anche gli infermieri, non sono tutti uguali, hanno ognuno ha delle vocazioni, delle inclinazioni personali. Per esempio ci sono quelli che amano quello che è l'adrenalina, cioè l'urgenza dell'emergenza, delle situazioni che sono particolarmente intense nella propria vita. Sono le branche del pronto soccorso, per esempio, nel 118, le branche chirurgiche, ma anche le mediche per quanto riguarda il tasso di urgenza che viene nelle medicine sistematicamente. E poi c'è tutta quanta la percentuale delle persone che hanno una attività prevalente in urgenza rispetto che in elezione. E serve anche l'elezione, perché ci sono anche delle situazioni che devono essere ragionate, tipo l'oncologia, per esempio, no? Però ce ne sono altre per cui per tua, diciamo, disposizione di animo decidi di fare questo tipo di attività, perché ti piace di più. Una volta che però sei dentro il sistema non devi essere triturato, perché il sistema a un certo punto, se non ti dà la possibilità di riposarti adeguatamente e di recuperare, e il tempo di tua attività è troppo stressante come ritmo, alla fine ti consuma. Ti consuma perché ti porti in famiglia, a casa, le problematiche e ti stanchi progressivamente nel corso degli anni. Questo è un fenomeno che succede sempre più di frequente, il burnout praticamente della professione, e avviene soprattutto per quelli che sono disposti particolarmente in origine a dedicarsi alla professione e ne restano fuori bruciati, consumati. Questo è un problema enorme che bisogna preservare tutte quante queste vocazioni, inclinazioni a questo tipo di attività. Gente che poi non fa neanche la libera professione, perché se tu scegli queste cose qui, diciamo, non hai neanche tempo di recuperare per fare altre cose. Dottor Leoni, un'altra cosa che volevo chiederle, quello che ho visto anche appunto recandomi a accompagnare questa persona, è che pochissimi hanno la mascherina all'interno degli ospedali, all'interno della struttura, e soprattutto in certe situazioni sono ammassati, gente che tossisce, sei là, cioè igiene e profilassi all'interno di questa struttura che è l'ospedale. Non dovrebbe essere di rigore? Io non riesco mica a capire, cioè io al banco solidale non ho mai smesso la mascherina, mai. Chi vuole venire al banco si deve mettere la mascherina e lavare le mani. Siamo in tanti, c'è di tutto e di più, e perciò io penso che l'igiene sia la prima cosa. Io però rimango allibita nel vedere gente, tu sei là che aspetti, gente che tossisce, la mano, ciao, hai voglia, specialmente i diversamente giovani, non è inutile, ecco, funziona così. E tu sei là che aspetti e uno ti può dire mettiti la mascherina, sì, ma mettila anche tu però. Perché c'è stata questa un po' diminuzione, ecco, di rispetto di una regola fondamentale che è l'igiene e la protezione, soprattutto perché parliamo di prevenzione, ma se non la facciamo neppure all'interno degli ospedali, perché abbiamo visto l'influenza, cosa è successo quest'anno con l'influenza e non solo l'influenza, perché si ha paura di qualcosa, dottor Leoni, perché se ti obbligo di mettere la mascherina
può succedere il finimondo che qua in Italia funziona così, no? Perché dopo abbiamo queste persone che non intendono capire che le regole anche della sicurezza degli altri, la libertà degli altri, però finisce dove inizia la mia. Prego. Non abbiamo imparato molto dal Covid. Speravo di più, perché diciamo il Covid è stato per fortuna un'eccezione, speriamo, da questo punto di vista, per aggressività, tipologia anche di effetti sull'apparato respiratorio profondo, diciamo, rispetto a un raffreddore, perché era sempre un virus del raffreddore alla fine il Covid, che però aveva degli effetti ben più pesanti. Ma il raffreddore continua a esserci, così come l'influenza, anzi era stato avvisato preventivamente che l'influenza di quest'anno sarebbe stata particolarmente aggressiva. Però la campagna vaccinale non ha avuto un grande successo. Avete sentito? Ed è un gran peccato, perché alla fine diciamo, i vaccini erano stati prenotati, preparati, però sono stati usati molto poco. E invece le persone più fragili, soprattutto tutti quanti gli ultra 65 anni, ultra 60 anni, ma soprattutto gli oncologici, quelli che fanno terapie immunosoppressive, per esempio, ma tutte quante anche le persone che hanno un po' di patologie già, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cardiopatia, tutte quelle persone che hanno un'infezione non è il caso di averla, anche perché ci possono essere complicanze, devono avere l'istinto di sopravvivenza di vaccinarsi. C'è stato un po' di revisionismo da questo punto di vista sul Covid, sugli effetti, anche perché i media ci hanno dato anche delle presentazioni troppo diverse rispetto a quella che in realtà. Quello che c'era in America, diciamo, è emblematico da questo punto di vista, con le dichiarazioni anche del ministro Kennedy da questo punto di vista qui. E quindi questo ha dato anche la possibilità a tutti che, diciamo, sono contrari ai vaccini per situazioni che mi riesce difficile veramente comprendere, una sorta di possibilità come di rivincita. È vero che ci sono state delle complicanze per quanto riguarda le vaccinazioni, come ci sono per qualsiasi altra cosa, perché sono state fatte miliardi di vaccinazioni e qualche complicanza purtroppo per la reattività personale ci sarà sicuramente stata, per quanto riguarda le endocarditi che vengono considerate e anche problemi tipo neurologico, perché possono essere chiaramente, però le percentuali sono assolutamente basse rispetto a quello che è il vantaggio di una vaccinazione di massa che ci ha portato fuori da una situazione come in passato, perché non c'era più il morbillo, adesso il morbillo sta tornando soprattutto in America, la poliomielite era scomparsa, adesso ricominciano alcune situazioni, ricominciano anche le carenze per quelle che sono le malattie dell'infanzia, che hanno le vaccinazioni, le polivalenti che vengono fatte. Questo è estremamente diseducativo, è un grosso problema. Tutti coloro che fanno questo mestiere, soprattutto a livello, diciamo, per quanto riguarda la prevenzione, dovranno fare uno sforzo ulteriore in più per convincere le persone in maniera, con una comunicazione piana ed efficace, per far capire i progressi della scienza, quello che è voluto sulla scorta di quello che è stato fatto in passato. Forse ripassare per quanto riguarda quello che è successo con il vaiolo o con la poliomielite o con le infezioni precedenti, con la peste, diciamo siamo nel Veneto, tra virgolette. La peste ha ridotto a un terzo la popolazione di Venezia più volte nel recente passato. Famosi lazzaretti. Noi siamo stati dei depositari di una civiltà e una cultura sanitaria che ha preservato tutta la Repubblica serenissima da quello che era il contatto e il commercio con le popolazioni di tutto quanto l'Adriatico e il Mediterraneo. E la quarantena l'abbiamo iniziata noi, diciamo, e coi mezzi di quella volta lì, perché sennò la popolazione veniva sterminata. Paolo da Montagnana, poi salutiamo il dottor Leoni. Vai Paolo. Mirella, buongiorno a te e al tuo ospite. Allora Mirella, mi sono del parere, mi vuoi capire bianchi, dunque la meta, no? Ma adesso per quanto riguarda anche sti medici di base, non capisco se cambia i tempi, se cambia tutto, è giusto l'innovazione, mettiamola così, no? Però quando che era Putin, che mia mamma mi portava dal medico, dal dottore del paese, e gli ha 5.000 abitanti da fare. Erano su una saletta che era 3 metri per 3 metri, che era minimo dentro 30 persone. 30.
e visitava Puttini, visitava anziani, visitava tutti. E mi ricordo che aveva anche questo dottore che al pomeriggio qua a bicicletta andava a visitare a casa, no? Le cambiai i tempi, sì, le cambiai. Ma adesso abbiamo i pediatri che visitano i Puttini, i specialisti che visita chi che va a pagamento per non andare dal medico, fa prima andare dallo specialista perché no. Ma adesso te andare dal dottore bisogna che te prenoti che te vai dopo 3 giorni. I 1500 mutuati per medico. Hanno capito anche sta burocrazia, per carità. Premetto che se cambia i tempi, l'innovazione e tutto, però mi dico, questa burocrazia, siamo una in peso, noi meglio, siamo di una in peso, noi meglio. Ma per me sono del parere che dico sempre a qualche d'un. Dico una roba un po' forte, ma sono convinto che una volta, non tutti, che una volta tutto si faceva per una vocazione. Adesso ho paura che una gran parte fa per interesse. Perché? Se vuoi che Mireia avevo dagli specialisti domani. Se avevo qua molto avevo fra un anno. Si va bene? Si va bene, Perché che ti ho detto che io telefono ieri con parlare che la medicina in Italia, i medici, i grandi, cioè nei miei confronti, io sono stato operato nel 2017 e mi è stato nella miglior maniera. Però adesso in ospedale però adesso mi dico, ma cosa c'è? Che se ho i 200 euro, i 150, vado domanda allo specialista e sono in luogo ad aspettare un anno. Molto chiaro Paolo, grazie Paolo, grazie, sei stato molto chiaro. In effetti quello che preoccupa è il dopo ospedale, l'accompagnamento al dopo ospedale, quando esci, l'intervento riuscito, poi vado a casa e come mi trovo se non ho qualcuno che mi supporta anche con le terapie, questi farmaci, devo prendere, non mi dimentico, la riabilitazione. E chi la fa? Come si fa? Dottor Leoni, cosa vorrebbe se avesse di fronte qualcuno che veramente nella stanza dei bottoni può decidere veramente di impegnare veramente quella che è la risorsa economica su quello che serve, che è anche una sanità pubblica e accompagnamento a casa? Diciamo una cosa, che intanto la vita media italiana è la prima in Europa, 82 anni e mezzo. Le donne vivono 1 anno e mezzo più degli uomini, però siamo i primi in Europa e abbiamo un sistema sanitario universalistico e se ne accorgono tutti gli stranieri che vengono qua in Italia, che improvvisamente diventano anche come ingordi, tra virgolette, come mi ha detto un medico di medicina generale, cioè poi si calmano perché si rendono conto che è tutto quanto gratis. Soprattutto quelli cosa che non succede da loro in altri paesi. Succederà perché sono abituati a pagare, soprattutto le persone del Bangladesh, persone che vengono dall'Africa, dagli stati arabi, diciamo. Invece si rendono conto che per reddito hanno diritto a tutte quante queste prestazioni, che noi gli diamo anche a loro. Loro vengono qui, lavorano poveretti, da questo punto di vista qua. Quindi noi dal punto di vista del sistema universalistico siamo molto avanti. Possiamo insegnare qualche volta? Sì, possiamo insegnare, è un sistema che ovviamente costa, perché per quanto riguarda la situazione, e basta che tu vai anche all'estero in Europa che se stai male, se non si è fatta l'assicurazione per il viaggio, non ti rendi conto di com'è la situazione. Ciò detto, è vero che per quanto riguarda l'accesso alle cure c'è bisogno anche di tutti quanti i personaggi, diciamo, che collaborano a quello che è la sanità dell'individuo, cioè i riabilitatori, gli assistenti sociali, coloro che controllano anche l'aderenza terapeutica. Una parola la voglio spendere per la psichiatria del territorio, perché è quella in cui la Regione Veneto ha investito di meno dal punto di vista delle statistiche, e il disagio psichico è un problema che condiziona poi la vita tra quanto una famiglia e devono essere aiutati, è anche pesante dopo da condividere. E allora quindi le strutture intermedie, per esempio la riabilitazione, è quella che è stata ceduta nella stragrande maggioranza al privato convenzionato o meno. E dato che la frattura di femore è la patologia che porta di più a quella che è l'invalidità e deve essere riabilitata velocemente, soprattutto per quanto riguarda gli anziani,
È certo che la riabilitazione precoce e tutti quanti i presidi che devono essere dati sono una parte fondamentale e quindi alla fine bisognerà investire di più, sia per quanto riguarda il personale che ti assiste sul territorio. È possibile che le case di comunità, che saranno finite poi alla fine del 2026, in una maniera anche consegnate, anche col personale dentro, che dovrà esserci, un personale anche misto. E dove lo troviamo? E questo è il problema. Questo è dottor il nostro Leoni, problema. corro perché ormai il tempo è terminato, però volevo farle anche questa domanda. L'altro giorno ho parlato di queste forze dell'ordine che andranno a Cortina, in buona parte ognuno manderà del proprio territorio, ma anche molti medici andranno a Cortina. È vero questa storia, medici, infermieri che saranno spostati a Cortina appunto in occasione delle Olimpiadi? Allora, sono stati fatti dei bandi, d'accordo, dei bandi anche nella provincia di Trento, in cui offrivano vitto e alloggio e il vantaggio di poter vedere le Olimpiadi da vicino, non retribuzione da questo punto di vista qua. L'ho letta sta roba. Ora, poi penso che colmeranno anche, retribuendo anche delle persone, diciamo, che vanno a fare questo tipo di lavoro. Perché l'assistenza sul campo, soprattutto per un evento internazionale come le Olimpiadi, è estremamente importante, una vetrina mondiale. Bisogna vedere chi ha la possibilità di staccarsi e farlo così a livello anche di volontariato. Io una volta l'ho fatto con gli Special Olympics circa 10 anni fa, che sono i giochi nazionali dei Down, di quelle che sono 1500 atleti che sono venuti a Venezia per i giochi estivi e ci siamo divisi i turni da 6 ore per fare l'assistenza sul campo. Anche per un medico ospedaliero che fa il pronto soccorso, in passato, che faccia il chirurgo come me, andare a fare l'assistenza sul campo è differente perché hai condizioni, devi avere un collega, un infermiere, qualcuno che ti dia una mano, devi avere la sacca con tutti quanti i presidi, devi avere l'aggancio con le procedure, insomma l'assistenza sul campo ha delle caratteristiche ben precise che devono essere e di grande soddisfazione, va bene. Vediamo che si presta sull'entusiasmo, diciamo, di questo evento chiaramente di interesse mondiale che ci interessa. È come prendere un'aspettativa allora, dottor Leoni, cioè mi sposto a Cortina. Ci possono, o ci vai in ferie, attenzione, o ci vai in ferie, quella volta lì, quante ferie fuori servizio, diciamo, e dedichi quel periodo a quello tipo di attività, ma credo che sia ben difficile che ci possano essere comandi. Ci sono delle agenzie, ci sono dei colleghi anche privati o liberi professionisti che possono essere chiaramente contrattualizzati. Come si fa? A questo punto può essere utile, no? Ma come si fa in qualsiasi altra parte, insomma, non è niente di straordinario. Abbiamo fatto chiarezza, avete sentito che c'erano questi bandi, nessuno l'aveva detto, l'ha detto il dottor Leoni, il bando vitto, alloggio e divertimento, se vuoi, ecco, non retribuito. Vitto e alloggio con possibilità di vedere da vicino, diciamo, le Olimpiadi, perché sei sul campo. In maniera che così possa avere anche la possibilità di avere qualche medico, infermiere in più. Veramente grazie al dottor Giovanni Leoni, presidente nazionale CIMO, di essere qui con noi. Abbiamo parlato di tante cose, ancora una volta pillole di conoscenza anche questa mattina. Grazie dottor Leoni, veramente pubblicità. Quando uno è così vecchio, come sono vecchia io, e ha visto prima l'orrore e poi è arrivato a sentire addirittura che si nega, questo da tanti anni, quasi immediatamente dopo la fine della guerra. Allora, quando a un certo punto la coscienza ti si sveglia dopo che sei stato ammalato, dopo che sei stato non capito, dopo che sei stato silenzioso, dopo che sei stato nessuno, a un certo punto non sei mai contento, perché quello che vedi intorno a te, a volte per chi ha visto personalmente quell'orrore, non è abbastanza quello che viene fatto. Una come me certo non si accontenta, una come me è pessimista, una come me ritiene che tra qualche anno ci sarà
una riga sul libro di storia e che poi non ci sarà più neanche quella. Quindi, partendo da questo pessimismo che in parte è naturale, in parte è su questo argomento in particolare, certamente dopo le soluzioni, le idee, le proposte, le speranze, le iniziative che possono venire da una vecchia come me, a volte sono noiose per gli altri. Io questo lo capisco perfettamente. Ricordo che il 27 gennaio, lunedì 27 gennaio, come ho aperto la trasmissione, sarà questa giornata della memoria, del ricordo, della disperazione, di quello che è successo, che pensavamo non succedesse più. Invece purtroppo 77 guerre in giro per il mondo ce lo fanno ricordare. I morti sono sempre gli stessi, sono i civili, persone che non c'entrano niente con il grande business di qualcuno. Eppure si continua a non vedere che sarebbe un mondo bellissimo. Abbiamo dei paesi meravigliosi, storia, cultura, tradizione. La bellezza poi nel nostro paese regna sovrana. Abbiamo una regione più bella degli altri, i borghi, di tutto e di più. Avevamo questo mondo degli artigiani fantastici, dei creativi numero uno, eppure qualcuno ha deciso che non andava più bene. Non va più bene vivere in pace, bisogna fare la guerra, bisogna armarsi, perché il giorno dopo può arrivare il nemico, invaderti. Non va più bene il piccolo, bisogna essere grandi, bisogna espandersi, bisogna lavorare ormai con l'intelligenza artificiale, ci facciamo anche il fidanzatino con l'intelligenza artificiale, ti truffo con l'intelligenza artificiale perché faccio sentire che è la voce di tuo figlio o di tua figlia che ti sta chiamando. E invece bisognerà fare un passo indietro e capire chi siamo e dove vogliamo parare. E possiamo farlo anche noi, con la famosa goccia nell'oceano, cercare di capire cosa vogliamo, chi vogliamo veramente che porti avanti il nostro paese, l'Europa, il mondo. Poi per fortuna ci sono queste associazioni di volontariato, associazioni culturali, che stanno cercando di non perdere la memoria, come ha detto Liliana Segre. Questa memoria va ricordata, sennò diventerà una riga nei libri di storia e poi si cancellerà anche quella riga. Ecco, questo è quello che stanno facendo le nostre associazioni, quelli che si occupano di tradizioni, di cultura. E vi presento questa mattina Romeo Zaffalon, che è presidente compagnia Piccolo Borgo Antico, che bello questo no, Piccolo Borgo Antico, assieme a Lorenzo Morao, ricercatore di cultura locale. Allora Presidente, perché è nata questa associazione? Perché questo nome bellissimo che piace tanto a Mirella, Piccolo Borgo Antico, e allora iniziamo. Prego Presidente. Allora, questa compagnia, che è una compagnia teatrale, è nata nel 2003 dalle ricerche che faceva il professor Morao, che dalle sue, diciamo, storie che lui viveva nell'osteria del paese, dove lui aveva appunto dei parenti, la sua famiglia era incentrata nell'osteria del paese, e dall'osteria del paese entravano di tutte le storie, di tutte persone, di tutte quante le estrazioni sociali, e quindi lui ha cercato di carpire, diciamo, e memorizzare tutto quello che avveniva dentro questa osteria, e dopo ha cercato di mettere per iscritto, cercando con alcuni amici, e ha cercato di fare una prima commedia, e ha visto che in queste commedie praticamente si riportavano esattamente le storie di questi personaggi che venivano in questa osteria. Quindi era una commedia non tanto per far ridere la gente, ma proprio per ricordare, e nell'osteria capitavano di tutti i colori, quindi c'era dalla persona seria al buffone, al mediatore, cioè arrivavano di tutto. E una commedia dopo l'altra, perché la prima commedia ne abbiamo una che appunto era nella canonica del paese,
che si svolgeva all'interno della canonica del paese, questa si chiamava la Neoda del Prete. Dopo ne abbiamo una nella piazza del paese, quindi Piazza Grande. Abbiamo un'altra commedia, una borgata. Della Borgata. Abbiamo la commedia proprio della Borgata, un pomeriggio d'autunno, quindi con una commedia col profumo di mosto. Vendemmia. Quindi con la vendemmia. Dopo c'è... Aspetta, Presidente, ma chi partecipa? Perché dico, mancano i giovani. Voi avete i giovani? Dove per recitare? Sì. Diciamo, ecco, allora, noi abbiamo alcune persone non giovanissime, però giovane che partecipano. Però giovanissime no. No, giovanissime no, anche perché per rappresentare le nostre storie non possiamo mettere, diciamo, una persona di 20 anni con storie dagli anni 50-60. Quindi dobbiamo avere anche, diciamo, una certa età per poterle rappresentare, e quando veniamo a sostituire delle persone dobbiamo cercare delle persone che abbiano grosso modo un'età che può... Sì. Professore, lei cosa dice? Il giovane può partecipare, intrigarlo anche con queste commedie, la recitazione ad esempio? Sì. Da supporto magari, prego. Si potrebbe, abbiamo anche per qualche parte, eccetera, ma certo che è importante che chi interpreta possa anche essere coinvolto personalmente, sentirlo, quindi con quelle esperienze, con quelle storie, se direttamente non può averle vissute, ma se non le ha sentite in famiglia, se non ha sentito queste storie dagli anziani, sto modo di vivere, e se non comincia a fare dei confronti, è difficile che interpreti dopo. Vediamo anche alcune foto così riusciamo anche a capire che ha mandato il professor Morau assieme al presidente Zaffalon per far capire di cosa parliamo. Ecco qua, questa è una rappresentazione ad esempio in osteria. Questa è una rappresentazione in osteria di una commedia, eccola qua. Questa commedia è incentrata, diciamo, è estrapolata da un volume. Il prete non manca mai, una volta non mancava mai il prete. Ma sono preti veri, non caricature di preti. Proprio prete. Preti veri, tanto la veste è quella e chi la interpreta è vissuto all'ombra della canonica, se no non riesce proprio a rendere. E appunto queste fotografie fanno parte di una commedia che è estrapolata, scritta appunto dalla penna del professor Morau, dal volume Le retrovie del Montello nella Grande Guerra. Facciamo vedere, eccolo qua il libro, adesso lo facciamo, vediamo anche questa locandina, ecco il libro. Ecco. Un libro, è un bel tomo questo, sì, è più che un libro. È un 270 pagine di descrizione dove dopo eventualmente il professor Morau specificherà bene, sono state raccolte storie, diciamo, dove non si trovano in giro. Nei libri di storia non esistono, quindi lui ha dovuto cercarle un po' dappertutto. Ecco. Negli archivi parrocchiali, negli archivi comunali, un po' quelle fonti nei diari dei parroci che hanno vissuto, eccetera, e è emersa la vita vera della nostra gente nelle retrovie, nelle immediate retrovie del Montello. E quindi la nonna mi ricordava che vedeva i bagliori degli scoppi delle bombe proprio prima di andare a letto, vedeva tutto questo. Professore, è vero che i nostri antenati, i nostri nonni specialmente, facevano fatica a parlare della guerra, raccontare, perché per loro era un ricordo non da raccontare ma da dimenticare, non volevano ricordare e far rivivere magari i nipoti quello che avevano visto e vissuto. È vero, secondo lei? Sì, fino a un certo momento della loro vita è vero, però a partire dopo da una vecchiaia più inoltrata, stimolati anche, hanno cominciato a raccontare. A una certa età.
a una certa età hanno cominciato a raccontare. Raccontavano tra le lacrime magari di ricordi, ma c'erano, e anche nel libro e anche nella commedia, era vita completa quella durante i 3 anni di guerra, nascevano bimbi, quindi c'era una vita pure limitata, condizionata, eccetera, anche a livello familiare e a livello paesano. Quindi capitavano anche situazioni non tutte tragiche, anzi anche divertenti. Noi ricordiamo quando i comandi, ecco, nel nostro paese era raffigurata la villa che adesso è Cornera, allora era Villa Farova, era sede del comando avanzato dell'8ª Armata, e il generale Pennella, che è il personaggio che noi abbiamo approfondito, perché a lui non è dedicata neanche la riga di cui parlava la dottoressa Segre, a lui neanche la riga, e noi invece abbiamo recuperato questa memoria e l'abbiamo riportata nella sua città natale, e abbiamo rappresentato la commedia. Questo generale cercava di provvedere anche alla vita delle retrovie, quindi abbiamo trovato proprio una macchina non come la vostra che riproduceva i primi filmati, quindi, e organizzava gli spettacoli, quindi c'erano anche le ballerine che facevano il cancan allora, insomma, per divertire un po'. Per staccare la spina, tipo la fiamma olimpica che abbiamo visto, la torcia, adesso la stacchiamo, una volta invece era il cancan. E poi c'erano personaggi anche tra le truppe, c'erano gli scozzesi che andavano quasi ogni sera nell'osteria di mia nonna. Che abbiamo visto prima. Li avete visti prima, ecco, gli scozzesi. rimandiamo le foto per cortesia, grazie, prego. Prego, professore. Sì, ecco, c'erano questi scozzesi che rappresentavano davvero la cosa teatrale, perché intanto avevano il gonnellino e in osteria magari quando bevevano, i nostri vecchi dicevano... Eccoli qua gli scozzesi. Ecco, quando avevano bevuto 2 bicchieri di vino, se capimo come che fosse dei nostri. Professor Morao, quando inizia a capire che ha questa passione, iniziare la ricerca, perché è una ricerca minuziosa, che comporta anche impegno, tempo. Come? Ecco, quando ha iniziato a capire che lei dentro di sé aveva questo desiderio di capire, ecco, il territorio, le radici, le storie? Ecco, e ora parte dall'esperienza dell'osteria. Io ho passato i primi 10 anni della mia vita in osteria e i ricordi più belli, più divertenti sono proprio di quegli anni là. Perché l'osteria era il cuore pulsante del paese. Cioè, noi avevamo avventori dalle 7 del mattino a mezzanotte. Di continuo, gente che, soprattutto d'inverno, veniva anche il parroco a fare, spesso mia nonna gli faceva il pranzo con gli oseiti dei cacciatori famosi che portavano, Puente e Osei, quindi, ma in tante altre occasioni c'erano le sofferenze che venivano espresse in osteria. Chi restava vedovo andava a consolarsi da mia nonna, che era vedova anche lei. Fatalità l'osteria era sempre vicino accesa anche. Sempre. L'osteria era vicino accesa. Brava. È vero. Perché dopo accesa bisognava passare per l'osteria e ora si completava il discorso. Dopo a predica ti andavi benediti in osteria. Sì, bravo. Dopo io ho avuto la fortuna di avere la nonna, che era in origine lo stessa, che è vissuta fino a 96 anni. Quindi ha avuto tempo di raccontare tante di quelle cose, anche a mia figlia. Mia figlia aveva una venerazione per la bisnonna, e ricorda benissimo queste cose. E poi, vivendo in un paese, era più facile ambientare quelle storie, perché le case erano ancora quelle, perché in famiglia c'era ancora qualche vecchio testimone di queste cose. E poi, in realtà,
certe associazioni più vicine a noi, per esempio quelle degli alpini, avevano in sé questo desiderio di riandare a quei tempi, di farli rivivere, e appunto un alpino, Adriano Fraresso, ha cominciato lui a fare e mi ha coinvolto, dopo mi ha lasciato andare avanti perché 2 o 3 anni di ricerca è impegnativo. Sa perché l'ho detto i giovani, lo dico anche al Presidente, perché questo libro rimarrà e lo leggeranno anche i giovani. Però per capire bene, come ha detto il professor Morao, bisogna che tu sappia qualcosa, abbia vissuto un qualcosa, un ricordo, una lettera, una testimonianza. Il problema è che questi ragazzi, quasi tutti, molti, non hanno più i nonni di una volta, i bisnonni, che raccontavano le storie. E molti genitori sono sempre di fretta, fanno fatica a spiegare, non lo sanno neppure loro, perché non hanno avuto la fortuna. Io dico sempre che questi diversamente giovani che abbiamo sono dei scrigni pregiatissimi, con dei ricordi che valgono tantissimo, però sono dimenticati. Abbiamo diviso, abbiamo fatto le case piccole, allora li ho messi nelle RSA perché devo lavorare, non ho più tempo, iniziano gli acciacchi, come faccio a curare? Mentre una volta il diversamente giovane rimaneva in casa fino anche a 100 anni, anche se io ho dei ricordi dove veniva messo in un angolo per mangiare, non mangiava a tavola con gli altri. Ecco, si teneva in casa, però è una figura che cominciava a dar fastidio. Ecco, il nonno, il bisnonno, io me le ricordo queste cose benissimo. E io mi chiedevo da piccola, ma perché mangia su un angolo e non a tavola con gli altri? Allora non si riesce a capire se questo cambiamento epocale che c'è stato e che sta avvenendo, con questi valori, che vuol dire il rispetto, la gentilezza, che io scopro questa gentilezza ancora nei bisnonni, forse nei nonni meno, ma nei bisnonni, questa gentilezza nel modo, questo non chiedere, questo scusa, questi occhi che ti guardano molto lucidi, molto umidi. Noi ci siamo dimenticati di tutto. Liliana Segre ha ragione. Sì. Ha ragione, solo io posso sentire e rivivere quei momenti, perché li ho vissuti, li posso trasmettere. Ma io mi ricordo un'altra partigiana che è stata intervistata, che ha detto: ma io non posso spiegare nelle scuole quello che ho visto e vissuto, perché non lo capirebbero, perché non l'hanno provato, perché per provarlo e per capirlo bisogna esserci dentro queste cose. Questi ragazzi possono ascoltarmi, ma non capiranno mai il dolore, la disperazione, quello che ho vissuto e passato io, e non lo potrò raccontare mai, anche se cercherò di farlo nella migliore dei modi, perché non lo capirebbero. Ed è vero, perché il giovane, anche nel mondo del volontariato, quello dico se ne avete, ascolta, anzi sente, ascolta qualche volta, ma subito dopo dimentica, perché non lo abbiamo intrigato, non è stato lui il protagonista, erano gli altri i protagonisti, lui ascoltava. Per questo dico che forse, professor Morao, Presidente, bisogna coinvolgerli in qualche maniera, anche se non hanno l'età che possono rappresentare quella figura, ma possono essere di supporto a quella figura e iniziano ad ascoltare, a sentire, perché a casa non glielo raccontano. No. Allora bisogna pur capire che oltre alle figure, come dite voi, che hanno vissuto, sanno l'aspetto, c'è bisogno di un supporto giovane perché questa storia continui, se no non andiamo da nessuna parte. Noi durante la ricerca siamo andati con Adriano nelle scuole, soprattutto per proporre delle visite guidate sul Montello, perché sul Montello è un libro aperto. E c'è anche... È la storia. È la storia. È la storia. E allora se non la sfruttiamo, perché ormai tanti insegnanti non sono più del posto, quindi non conoscono bene. Quindi se non hanno un supporto di gente del luogo
che dà perlomeno le informazioni e che li abbiamo portati a fare il giro dei bunker. Sì. Dei bunker, no. Cioè, i ragazzini erano... Sapevano neanche che c'erano? No, non sapevano, assolutamente non sapevano, ma neanche tanti adulti sanno che ci sono. No? E pensare che al di là dell'acqua c'erano gli austriaci e potevano vedersi. Questo fiume sacro alla patria, il fiume mormorò non passa lo straniero. Esatto. Nervesa della battaglia. Io vorrei chiedere ai giovani perché si chiama Nervesa della battaglia, quanti risponderebbero ad esempio? Si pensi che allora il busto di bronzo del generale Pennella è sulla dorsale davanti alla Valle dei Morti, cioè andando su da Giavera per via degli Alpini si arriva subito là, si arrivano e c'è il generale Pennella, ma se non ci fosse quell'immagine là, quel busto là di Pennella nessuno sa niente, no? È questo che ci ha incuriosito. Se non andiamo a portarli i ragazzini e a far nascere delle domande, ma perché? Perché c'è una stradina, se pensi, che si intitola, che arriva sempre là, partendo da Selva, arriva là, Eligio Porcu si chiama, no. Quando siamo andati a fare la commedia a Francoforte, in centro a Francoforte, ci ha ricevuti, alcuni di noi sono stati ricevuti dal console. Il console era un sardo. Porco? Ha detto, voi sul Montello avete la memoria di nostri corregionali, no, e li avete anche in una lapide. Li avete, oltre che nella via. Cioè, a Francoforte, il console che ci fa questi discorsi, che conosce cose che gran parte di noi non conoscono. No, Giulia da Venezia, ciao cara Giulia. Sì, Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti che hai là e buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Mirella, io volevo dire che sto ascoltando i tuoi due carissimi ospiti che hai là, che mia mamma mi parlava sempre di quello che aveva passato, Mirella, e io ai miei due nipoti, quelli più grandi, anche quello che ha 15 anni, gli racconto sempre e gli dico guarda, perché Mirella, mia mamma era rimasta senza papà, erano in 9 fratelli. E 2 erano gemelli, poi uno è morto, ha fatto una paralisi infantile nel cortile e si è accasciato. E andavano sempre là i tedeschi, Mirella, i tedeschi andavano a prendersi le migliori sorane che avevano in stalla. È vero. E poi i fratelli di mia mamma, che ne avevano 3-4, perché pensa 9-10 figli, Mirella, uno dietro l'altro, avevano chi 17, chi 16, chi 15, ma quelli là portavano via tutti, erano nascosti sottoterra, Mirella, avevano fatto una grande buca, erano là, e allora continuavano ad andare là questi tedeschi a chiedere dove sono i figli, dove sono i fratelli. E pensa che avevano chiamato mia nonna al comando dei tedeschi a Padova e mia mamma ha detto no mamma, vado io, e pensa che mia mamma era del 23, è andata lei e quando è andata era rimasta fredda, Mirella, e gli chiedevano dove sono i tuoi fratelli, dove sono, lei diceva non lo so, e voglio dire, ha avuto un coraggio di ferro, Mirella, andare a testimoniare. Allora io vorrei dire, Mirella, perché adesso ci sono i libri, Mirella, anche i comuni hanno mandato i libri, di leggere, di informarsi, io l'ho letto tutto, e anche per le scuole dovrebbero obbligare a fare un'ora di storia delle nostre guerre,
perché qua se no i nostri giovani non sanno quello che hanno passato. E io glielo dico sempre perché vogliono che sappiano quello che è successo. E poi Mirella, guardare questi tempi che là a Gaza vogliono fare un resort, Mirella, che sotto ci sono ancora i morti, come il nostro sacro fiume Piave. E là non c'è un po' di umanità, là dovrebbero fare un sacrario e non spendere quei soldi per far ricostruire, prima distruggere tutto e adesso ricostruire. E allora abbiamo i profughi là, quelli di Gaza, che sono nelle tende, nelle baracche. Non sarebbe meglio costruire per quelle persone che sono là nelle tende? Ma di cosa stiamo parlando, Mirella? Un resort là dove ci sono stati tutti quei morti, ce ne saranno ancora sotto le macerie, tanti. Ti ringrazio, Mirella. Ciao per cara Giulia, ciao cara Giulia. Allora, Presidente Zaffalon, questa compagnia Piccolo Borgo Antico, perché questo nome, Borgo Antico? Pensate che è bello, perché l'Italia è fatta di borghi antichi, almeno una volta, adesso un po' meno ce ne sono, perché le pietre resistono fortunatamente finché qualcuno non le abbatte o fa colate di cemento, però è sparito quel, come diceva lei, quel sentore di osteria che c'era una volta, quel profumo che c'era quando entravi in questi posti, entravi nel paese, sentivi il profumo del pane, sentivi i profumi che sono completamente spariti. Ecco, questi borghi hanno bisogno di essere rivisti, non a caso ecco, abbiamo i borghi più belli, i turisti quando arrivano, anzi acquistano all'interno di questi borghi, queste case. Ecco, cosa sta succedendo? Perché questo nome? Perché avete pensato al borgo antico? Ecco, questo devo rivolgerlo. No, intanto lo chiedo a lei, poi lo chiediamo anche al professore. Lei cosa pensa di questo nome come presidente che rappresenta perché una questa volta compagnia? c'era questo piccolo borgo dove tutto era concentrato. Adesso dov'è concentrato? Nei grandi centri commerciali. Una volta c'era questo piccolo borgo dove c'era il prete, il farmacista, la perpetua e l'ostetrica. Queste erano le 4 persone fondamentali nel paese e queste 4 persone conoscevano conoscevano tutto di tutti. Adesso non si conosce neanche chi abita nell'appartamento di fronte. È una cosa veramente impressionante. Però fa rivivere questi ricordi anche con queste commedie. Mi dispiace di non avere neanche un video, mi mandate foto ma neanche un video. Ho provato a mandarlo, purtroppo era troppo pesante. Ma troveremo il sistema perché meritano di essere visti e sono molto belli, io lo so. Ma soprattutto, Presidente, ecco, cosa trasmettere a questi ragazzi nelle scuole? Ma io non devo avere quell'insegnante fortunata ad avere quel dirigente che capisce l'importanza di portare questi ragazzi a vedere, a sentire, e dovrebbe essere un qualcosa di dovere. L'educazione civica si fa anche in questa maniera o sbaglio, Presidente? No, si fa anche in questa maniera, ma purtroppo nelle scuole vediamo che ci sono intanto gli insegnanti che non sono più gli insegnanti di una volta. Non c'è più i dottori di una volta, non c'è più gli insegnanti di una volta, preti non ne c'è più, suore bianca. Io mi domando. No, se ne sta il farmacista. Ecco, se ne sta il farmacista. Ma una volta nel paese di Cavasagra, da dove poi è nata anche un'altra nostra commedia, lo chiameremo Giacinto come il Piovan, non c'era neanche il farmacista. Non c'era, e c'era praticamente il prete botanico. Ah sì, giusto. Era un prete. O il frate. Da Santa Cristina, che era un botanico di quei, tutti quanti se andava da Iupa a farsi guarire. Quelle erbe. Che aveva delle pozioni che con 18 erbe miracolose impeneava sul stomaco le persone che passava e faceva sarebbe l'omeopatia di adesso, insomma. L'omeopatia e faceva fare docce con l'acqua fredda, camminare a piedi nudi, proprio sobrosa, come che si diceva una volta.
E dopo è nato appunto commissia, nata snassare anche farmacie, è nato non più a botteghetta da campagna, da casuin come che era una volta, che scommissionassero il supermercatino. Ah, sì. Dopo dal supermercatino si è messo tutti insieme e è nato appunto sti grandi centri commerciali. Non è più a botteghetta o il sartor che veniva a girarti il collo della camisa. E adesso che robe ha, se non è il cinese del turno non succede più. Non succede più, non esiste più, certi lavori proprio sono spariti. Guardiamo completamente. Anche le altre foto per cortesia, rivediamole perché sono molto belle, visto che spero di avere anche le commedie, perché in qualche maniera qui i nostri tecnici troveremo il sistema per arrivare, perché io penso che proprio le tradizioni, i valori stanno scomparendo nel Veneto. Li trovo di più in Alto Adige, dove si vestono ancora con i costumi. Diciamo dall'Emilia Romagna in giù inizia ancora a vedere, e soprattutto c'è stato anche a mio avviso un rispetto molto più intenso verso anche quello che erano gli usi, i costumi anche nel cibo. Ad esempio loro hanno ancora i forni a legna, Sicilia, Sardegna, Calabria. Ma abbiamo buttato via tutto. Noi abbiamo buttato via tutto. Asolo, ad esempio, quanti forni a legna c'erano? Ce n'era uno soprattutto lì vicino alla piazza che è sparito completamente. Ecco, cosa bellissimo. è successo? Che forse qui avevamo il Veneto da bere, la Lombardia da bere, invece di mantenere le tre. Professore, perché i giovani non si vergognano, ad esempio in Alto Adige, di vestire i costumi di una volta, ma anche al sud. Sì, probabilmente che ai nostri veneti ragazzini un capeo o una traversa o un giubbetto ma neanche avvicinarsi. Perché? Perché hanno perso, ecco qua, la famiglia, la storia, cosa vuol dire quel cappello, quel giubbino, quella giacca, quel pantalone. Abbiamo perso, ma non è stato tramandato, ha poco da dire i politici i veneti siamo noi altri, qua chi viene a dirvi a voi altri i veneti siamo noi altri, qua i veneti che voleori, ma la storia del Veneto, di questo popolo che è emigrato. Abbiamo letto anche ieri alcuni passaggi, la disperazione, però la genialità, la creatività. Ancora adesso questa ragazza che va nel paese più sperduto del mondo e apre una cicchetteria, ma perché io che insegna qua? È stato facile perché non c'è là. Ed ecco il Veneto con la creatività, ma devo andare a perché qua la creatività sua, ciao. Professor, cosa bisogna fare? No, allora, ricollegandomi a quanto ho detto prima, cioè della difficoltà di trasmettere. Ma è difficile, sì, ma allora bisogna tentare di trovare quelle vie che non sono quelle solite della scuola, insomma. È per quello che noi abbiamo cominciato a fare teatro, perché abbiamo detto forse col teatro arriviamo più direttamente rappresentando, facendo rivivere quei valori che si trovano in certi libri ma ormai dimenticati. E in effetti quando facciamo quelle, siamo andati, si pensi, a fare la commedia della guerra a Montebelluna e avevamo 5 ultime classi di scuole superiori, quindi ragazzi 17-18 anni, di scuole superiori, lontani sicuramente da tutte. Però quando abbiamo cominciato a fare quelle scene, intanto all'inizio abbiamo vestito un ragazzo di quelli più vivaci, l'abbiamo vestito con la divisa da ufficiale italiano. Che se poi le metta lì dentro. E gli abbiamo detto: guardate, voi siete all'ultimo anno, se fosse stati 100 anni fa, ai tempi di guerra, tra 3 mesi vi sareste trovati vestiti così, con corsi molto affrettati, molto veloci e sbattuti al fronte. Senza neanche un perché. Senza neanche un perché. E le motivazioni lasciamo perdere, insomma, no. E allora hanno cominciato a pensare, dopo ci hanno seguito per quasi 2 ore
senza disturbare, ed erano 250, insomma. Sì, il problema è rifarli arrivare dopo la commedia, è là intrigarli dopo per portare avanti queste tradizioni, è là che c'è l'inghippo. Si pensi che c'è un personaggio di un padre, perché abbiamo una scena che continua, una storia che continua per tutti e tre gli atti, che ha perso il figlio in guerra e entra in osteria, non dice una parola. In osteria tutti ammutoliscono, l'ostessa sa che lui beve una graspetta, gliela fa trovare là, lui se la beve, paga e se ne va in sedia. C'è un silenzio da noi, ma anche in sala c'è un silenzio. Cioè, certe cose si possono ancora comunicare. Sì, si trasmettono Cerchiamo bene. di trovare il modo. È là il problema grande, di fare squadra assieme, famiglia, scuola, ecco, mondo educativo, culturale. Ma se la famiglia, come dice lei, no, fa di tutto per dimenticare tutto, a cominciare dal dialetto. Sapete, noi siamo andati all'estero a far dialetto, a Francoforte siamo andati a fare, siamo andati adesso a Rio Nero in Vulture, siamo andati là, siamo andati in Sardegna, siamo andati a Sabaudia, siamo andati a far dialetto, e il nostro dialetto con qualche accorgimento lo capiscono, certo. Siamo noi che ci vergogniamo di parlarlo in famiglia e di farlo sentire, se non pretendere. Prima io ho letto proprio una poesia in dialetto, ho avuto la fortuna di crescere anche col dialetto e perciò mi viene anche bene, perché non è mica facile leggere in dialetto, poi la prima volta non avevo neanche letta, ma soprattutto io sono convinta che se leggo questa poesia davanti a tantissimi ragazzi, non bambini, anche ragazzi, non capiscono, perché come dice lei è stato dimenticato. È stato dimenticato, mentre qualcuno dice che addirittura è una lingua, qualcun altro dice che non è vero, ognuno fa le proprie riflessioni, però la lingua veneta, così dicono. No, ma se pensi che è una lingua che noi in Veneto abbiamo parlato per 800 anni, sì. L'italiano lo parliamo negli ultimi 50 anni, quindi è una lingua che ha resistito. Sì, ma vada a dirglielo ai politici veneti che parlano, perché non hanno messo, visto che sono anche il governo da tanti anni, specialmente anche in regione, visto perché non hanno fatto sì che questa lingua venga portata avanti, che è il nostro dialetto. E a parlarsi farsi, però le azioni che abbiamo visto non sono state proiettate su questo, sulla storia. Ah, meno male. No, perché veramente ascoltate anche a casa Sveieve, perché non è che sia stato fatto tutto questo, diamo la colpa al bambino che non sa lavorare, che non sa creare, che non sa il dialetto, ma è chi che ha deciso che questo venga eliminato invece di portarlo avanti, visto che si parlava sempre i veneti siamo noi. Purtroppo è il complesso di inferiorità dei veneti, che non hanno altre regioni. Altre regioni hanno teatro dialettale, hanno scrittori nella loro lingua e continuano a farli. Perché trasmettono. Esatto. Noi non riusciamo a trasmettere, perché non ci seguono i ragazzi, non ci seguono, perché il mondo del volontariato è sempre giovani, perché non li abbiamo intrigati nella maniera giusta, perché come dice lei, vado nella classe, ascoltano, sono anche attenti, ma quando sono uscito si lasciate smentire tutto. Invece se noi l'educazione civica la facessimo dopo, sì nella scuola, ma poi ti porto anche a essere protagonista con il teatro, che a loro piace molto, perché quando li intrighi col teatro veramente vengono fuori delle cose incredibili. Ma i greci antichi hanno trasmesso i loro valori soprattutto col teatro, e noi dovremmo ricordarci di questo. Insomma. No, guardi, non ci siamo affatto bene. Mi fa piacere anche avervi avuto ospite, perché a mio avviso sono discorsi importanti che stiamo trasmettendo, perché sono i valori della nostra terra, sono i valori e il rispetto che hanno ancora i nostri nonni quando si approcciano con qualcuno. Io quando ricevo le telefonate che chiedono scusa Mirella, scusa, sto scusa, ancora adesso. Telefono ma domando scusa, come se avessi sbagliato a chiamare, perché fa parte, come dice lei, della nostra storia, di essere umili. Certo. Passa il senatore, ma anche se senatore vuol dire servo, senatore vuol dire servo,
cioè guai, cioè il politico avvicinarsi, mamma mia, cioè si parla anche da noi altri, no, anche. Ecco, invece una volta, poi avremo anche la nipote di Tina Anselmi, questa donna che a me è molto cara perché ha scritto anche la storia della sanità veneta, perché siamo diventati così grandi a merito anche di questa figura, che quando tornava da Roma la prima cosa andava in paese a parlare con le persone che lei sapeva che avrebbe incontrato per dare delle risposte. Ecco, questa figura femminile che aveva capito l'importanza di essere tra la gente e di creare un qualcosa per il bene della comunità. Presidente, sbaglio? No, è una cosa perfetta, fatta proprio nella maniera, penso, più giusta, perché trasmettere, lei pensi che noi, dopo Ruzzante, commediografo del Cinquecento, siamo entrati con una commedia in dialetto proprio alla Scuola Grande di San Rocco. La Scuola Grande di San Rocco, che è la Cappella Sistina di Venezia, e là abbiamo avuto un'esplosione di applausi, a parte noi la nostra felicità, diciamo, di essere entrati in un tempio del genere, ma proprio riuscire a vedere tutte queste persone che là c'erano anche personalità, diciamo, quindi però col nostro dialetto li abbiamo conquistati tutti. Vero, appunto, è una cosa eccezionale. Anche perché è molto dolce, cioè non è dolce la lingua veneta. Ma si pensi, allora, questo generale era un generale anomalo. Lui si riprometteva, da quando è diventato generale, di andare quasi ogni giorno a parlare con i suoi soldati, perché aveva bisogno di sentire e di vivere con loro le loro sofferenze, i loro problemi e a far sentire che sti comandi non sono chissà cosa indifferenti alle loro sorti. Certo. E quando morivano, si pensi, è morto proprio sul Montello Sozzani, il suo luogotenente proprio fidato, gli ha costruito a proprie spese un sacello nel cimitero di Cavasagra. Era un generale, è per questo che dopo l'hanno accantonato, perché non era della cricca dei Diaz, Badoglio e compagnia bella, no. E l'hanno accantonato, no. E per quello è morto a 61 anni, questo, no. A Firenze, sì. E si è ritirato in uno sdegnato silenzio proprio. Allora, il tempo è terminato. Allora, Presidente, come ci saluta, con quale messaggio vuole lasciarci? Prego. Allora, bisogna che i libri di storia ricordino molto e molto di più le nostre storie, la storia del Montello soprattutto, perché da qua dove siamo partiti e dove tanti nostri vecchi, quindi nonni, bisnonni, hanno passato i loro momenti più tristi, perché adesso una volta c'era tanta fame, tanta povertà, adesso ce ne abbiamo di tutto e anche di più, il superfluo. E adesso se c'è una mamma che ha bisogno di dare qualcosa al figlio, se lo toglie dalla bocca, glielo dà il figlio. Ma una volta era una cosa impressionante. Niente, dobbiamo cercare di ritrasmettere però questi valori anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, e rimarrà sicuramente qualcosa. Io sono convinto che con tutte queste nostre commedie che facciamo in dialetto veneto riescano, perché vediamo che tutti quanti quando sono, ricordo che ci sono anche dei bambini piccoli che vengono a vedere le nostre commedie. Ma dipende dalle famiglie. Certo, dipende sempre dalla famiglia. Il bambino da solo non arriva. Certo, però vediamo che tutti si divertono, anche i piccolini. Bene. Ecco, questa è una gran bella storia. Professor Morao, come ci saluta? Ecco, con un augurio, perché nonostante tutto, e nonostante pesa sempre di più ormai, no? Ma nonostante tutto, bisogna che guardiamo
come facevano quei vecchi che erano in mezzo alle sofferenze e ai problemi più gravi, però trovavano sempre un tempo per stare assieme, per divertirsi assieme, e noi lo diciamo e lo facciamo dire ai personaggi, no, importanti questo, no? Guardiamo il futuro con un po' di fiducia, se riusciamo a fare solidarietà, se riusciamo a stare assieme, se riusciamo a dar valore a quelle poche cose che sono importanti nella vita, e loro avevano capito. Grazie anche a Lorenzo Morao, ricercatore di cultura locale, di essere stati con noi, anche il presidente Romeo Zaffalon. Grazie, pubblicità. Verranno presentate a Palazzo Moroni le firme delle 2 petizioni che vorrebbero intitolato il nuovo polo ospedaliero di Padova Est a Tina Anselmi, la politica veneta che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. È nato dall'idea, secondo me, e credo condivisa anche da Angela Montemurro, qui presente, che come me ha raccolto delle firme, dalla volontà che per le ragazze, soprattutto per i giovani, le ragazze e i ragazzi, vi siano dei nomi di riferimento importanti che hanno contribuito a rendere migliore questo Paese. E il nuovo ospedale, essendo Tina Anselmi considerata la madre della sanità pubblica, ci è sembrato il nome più giusto, più opportuno, più aderente a questo valore. Una partecipazione numerosa nel nome di Tina Anselmi, più di 15.000 le persone che l'hanno sottoscritta, un risultato che si affianca ad un'altra raccolta firme per intitolare l'ospedale, quella per padre Leopoldo Mandic. Sarebbe un importante passo in avanti, sappiamo che ci sono molte opzioni sul campo e sappiamo anche che l'ultimo referente a dover decidere è la Regione Veneto. Tuttavia siamo ancora una volta orgogliosi come città di Padova che la cittadinanza per prima si sia mobilitata per richiedere l'intitolazione a una figura così importante quale quella di Tina Anselmi. Protagonista della vita repubblicana del paese, prima partigiana, poi prima ministra donna della Repubblica, Tina Anselmi ha svolto un lavoro fondamentale per la sanità come la conosciamo oggi. Ne ha fatto e ha firmato lei la riforma della salute nel 1978, che ha preso avvio dal 1 gennaio 1980, e dopo questi 45 anni noi abbiamo visto che la sanità non è proprio, diciamo, a servizio di tutti i cittadini, lo proviamo su di noi tutti i giorni, le difficoltà per accedere alla sanità. Sarà un polo ospedaliero italiano, padovano, perché è sul territorio di Padova, regionale ma anche italiano, e ci sembra giusto che proprio sia lei il nome da dare a questo ospedale, proprio ha dedicato la sua vita all'intera collettività e anche a dare attuazione alla Costituzione. Allora, mi è piaciuto tanto questa parola, servizio sanitario. Servizio sanitario. Ne parlerò questa mattina e ringrazio veramente Emanuela Guizzon, che è anche una musicista oltretutto, nipote di Tina Anselmi, di essere qui per capire anche la figura femminile in politica, nella comunità, in un mondo. Prima si parlava col dottor Giovanni Leoni che ormai nella sanità ci sono più donne che uomini, sia nelle sale operatorie ma in tutti i settori, però questa donna che fa fatica ancora ad avere il rispetto che merita, tanto è vero che ancora adesso i lavori sono pagati diversamente rispetto alla figura maschile. Questa Tina Anselmi che sapeva imporsi quando era in un tavolo dove questa figura maschile preponderante, autoritaria, anche ironica verso questa figura femminile, lei sapeva imporsi, lei sapeva cosa voleva dire in quel momento far sentire che capivi benissimo da che parte andare a parare con loro. Io questa figura femminile faccio fatica a trovarla, la trovo ancora paurosa, troppo rispettosa, ossequiosa,
molti posti sono ricoperti da persone che hanno trovato la poltrona, non che l'hanno sudata, che è diverso. Anche nella sanità succede questo. Invece noi avremo bisogno di queste figure femminili per far capire l'importanza e il rispetto che merita una persona anche femminile se è preparata. Cosa dice Emanuela Guizzon? Questo vale anche per la musica, per l'arte in genere, per la cultura. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie Mirella di avermi invitato. Sicuramente siamo ancora un po' indietro su questa cosa. Penso che quello che distingueva, parliamo di Tina Anselmi, quindi lei, ma non soltanto lei, penso a una Nilde Iotti, penso alle donne comunque della Costituente, che erano donne che si erano guadagnate a gran fatica il posto in cui sono arrivate. La loro differenza era che loro erano pienamente consapevoli del loro valore e del loro valore non nello scimmiottare il maschio, quindi con le caratteristiche degli uomini che gestivano il potere, ma proprio il valore aggiunto che loro portavano in quanto donne, quindi con una differenza di sensibilità prima di tutto, anche di considerare sempre l'insieme, cioè non sto lavorando per una popolazione di uomini, ma per le donne, per i bambini che sono la società che cresce, per i bambini che verranno, che costituiranno la società di domani. E quindi queste consapevolezze unite a sicuramente una sensibilità più delicata, più raffinata, anche quello che io penso che le donne hanno nel loro DNA, che è il dolore, il ricordo del dolore di aver perso tantissime volte i figli, i mariti nelle guerre. Si ritrovavano le donne con i bambini e gli anziani e queste cose ti restano dentro perché sei costretto ad essere forte, sei costretto ad andare oltre anche le violenze subite, perché ricordiamoci, non so, nella prima guerra mondiale le donne qui erano costrette a lasciare le porte aperte perché potessero entrare i soldati e fare quello che in quel momento aggradava loro fare. Quindi queste cose rimangono dentro. Il film La Ciociara è una dimostrazione, no? Lo ricordiamo, sì, questo film ma bellissimo. Io ricordo, cioè da bambina sentivo quello è un bastardo, per esempio, e non capivo cosa significasse la parola, bastardo. E non capivo cosa significasse. Poi crescendo e studiando ho capito chi erano i bastardi, che non era semplicemente, ne so, un bambino nato da una relazione non all'interno degli schemi usuali, ma era invece un bambino che è stato frutto di una violenza. Poveretto, non aveva nessuna colpa. Invece di essere aiutata e supportata, questa donna veniva emarginata. Veniva emarginata e venivano emarginati anche questi bambini. Che vuol dire crescere con la rabbia poi, in realtà, no? La vergogna e una rabbia che non dovevano esserci, i bambini sono bambini e sono tutti innocenti allo stesso modo. Ecco, ma dico, queste cose, questo vissuto femminile che si è protratto, poi la donna che aveva conoscenza è stata, pensiamo alla caccia alle streghe, è stata sempre massacrata. Anche qui da noi ci sono stati episodi importanti, donne di conoscenza che sono state lasciate morire apposta qua ai piedi del Grappa. E quindi penso che queste cose siano dentro di noi in qualche modo e quindi ti danno questa capacità di avere uno sguardo compassionevole, ma anche di capire qual è il bisogno. Qual è il bisogno reale per un miglioramento dell'insieme? Ecco, io ci metto tutte queste cose. Senti, dentro Manuela, a una donna cosa come avrebbe Tina fatto Anselmi. secondo te se ci fosse ancora Tina Anselmi rispetto come lei sapeva difendere la figura femminile anche come lavoro, con tutti questi femminicidi che non si riesce a fermare, la politica non riesce a fermare o dare la pena giusta, ecco, a questi uomini che possono essere mariti, compagni, che veramente
fanno una violenza su questo corpo femminile inerte, inerme, che non può difendersi, che la colpiscono in una maniera brutale. Avete sentito anche l'ultimo, 20-22 coltellate, bruciata, che capisci che non c'è neanche più. Secondo te, Tina Anselmi, come avrebbe vissuto il femminicidio? Io credo che avrebbe cercato di guardare al problema non solo nello specifico, ma a guardare che cosa sta succedendo nella società. Io in questo momento quello che riesco a vedere è che c'è un grandissimo caos e il caos è voluto. Cioè negli ultimi 30 anni, diciamo, non si sono date risposte ai problemi della società. A livello locale si è cercato di dare delle risposte anche concrete, ma non attraverso delle legislazioni, perché anche tutta la legislazione punitiva di adesso non porta a una soluzione a quella che è la causa del problema. E c'è un caos incredibile e il caos è funzionale a certi tipi di potere che stiamo vedendo peraltro, perché sono, credo, all'ordine del giorno a livello globale, non a livello semplicemente italiano. E il caos è funzionale ad andare verso un certo tipo di realtà che si vorrebbe, che si vuole, che si sta mettendo in atto. Non è che è un'idea così lontana, l'idea l'avevano già quando zia ha scritto ha dettato la sua biografia, quindi parliamo del 2006. Queste cose erano già evidenti, a lei. Io adesso rileggo dei pezzi, continuo a rileggere. Cioè lei faceva già prevenzione all'epoca? Lei diceva attenzione, questi poteri portano lì, e il modo di attuare queste cose sono creare le condizioni nella società di come mi sfugge la parola, di avvallamento di quello che stanno facendo, quasi chiederlo per una questione di sentirmi sicuro, però dai, leggo la mia sicurezza a te, no? Allora, vediamo anche questo, l'ultimo libro scritto da Alba Lazzaretto, Tina Anselmi, La donna delle riforme sociali. Ecco qua, mi tantissimo questo libro, perché io, Emanuela, sono mesi, se non dico anni, che sto cercando di far capire che abbiamo bisogno di una riforma sociale, non funziona più con quella che abbiamo. Ecco, sono cambiati i ruoli, come lo dico tutte le mattine, che condivido il professor Gerosa, bisogna rivoltare la piramide. Non è più la famiglia di una volta, non è più la donna di una volta, non è più l'uomo di una volta, ecco, non c'è più la famiglia di una volta. È difficilissimo anche trasferire io guardo i miei figli, trasferire ai miei figli, ai nostri figli, ai ragazzi, quello che è la tua conoscenza reale, esperita, perché comunque si trovano davanti a una realtà sociale che non ha più nessun riferimento, non ci sono riferimenti rispetto a quello che avevamo noi, che era anche un racconto vivo ancora di cos'era stata la seconda guerra mondiale, perché anzi anche la prima. Mio nonno aveva fatto la prima, non la seconda. Raccontavano, perché si dice che proprio le persone che avevano fatto quel vissuto terribile, che erano i nostri nonni, i nostri bisnonni, facevano fatica a raccontare questo vissuto così, come per non trasmettere dolore. Non volevano trasmettere quello che avevano patito, passato, supportato, sofferto. Se io penso a mio nonno, perché ne ho conosciuto uno soltanto, lui era molto silenzioso, però in determinati momenti non c'era il racconto, come magari poteva fare zia di quello che ha vissuto lei, ecco, nella seconda, però c'erano delle frasi, penso a qualche comando in tedesco che che gli tornavano in qualche momento, ma quello che trasmetteva erano i cambi di espressione, gli sguardi, quello che richiamava, che leggevi attraverso gli occhi in quel momento lì, per cui era un silenzio molto loquace, non era un silenzio così distaccato. Gianfranco Valeri, poi continuiamo, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno alla sua ospite. Grazie, buongiorno. Io signora Mirella, ho avuto l'onore di assistere a 2 comizi, tutti e 2 del 25 aprile, tenuti da Tina Anselmi. Quel suo modo di parlare, quel suo modo di esprimere
tutta la resistenza che avevo passato mi faceva commuovere, mi fa commuovere anche adesso. Però giustamente, come ha detto la sua ospite, ecco, da 35 anni a questa parte è sparito tutto, perché Anselmi veniva fuori da un partito, aveva le sue... c'erano anche donne socialiste che erano bravissime, donne repubblicane che erano di socialdemocratici che erano bravissime, uomini, tutti, perché fino al 94-95 c'erano i partiti e c'è stata una guerra, con morti, più suicidi che morti, ha capito? Nel 94 c'è stata una guerra politica che hanno distrutto i partiti. Adesso c'è anche nei paesi più piccoli, avevano tutti le sedi, c'era un'organizzazione tremenda, era tutto bellissimo per ricostruire il paese, c'era una competizione, c'erano le forze politiche, c'era una vera competizione. Adesso sono tutti partiti personali comandati dal capitalismo, perché solo il capitalismo comanda a livello mondiale, e così non so cosa succederà. Ecco, solo questo volevo dirle, signora Mirella. Ti ringrazio, caro Gianfranco, ti ringrazio veramente, hai detto delle cose veramente importanti. La passione con la quale riusciva a trasmettere quello che lei voleva e sentiva che era giusto fare o giusto raccontare. Prego, Emanuela Guzzon. Beh, certo, partiva sempre da quella che era la sua esperienza. Il sapere, se non è esperito, non è sapere. Sì, il nozionismo, ma da lì alla comprensione ce ne vuole, lo devi vivere. All'epoca c'era formazione, perché lei è una persona che si è formata, che è cresciuta all'interno, e vuoi dell'associazione cattolica, vuoi, avevano delle figure di riferimento, c'erano delle persone di alta levatura che potevi ascoltare, potevi anche non essere d'accordo con quello che magari dicevano, con le posizioni che avevano, però c'era una raffinatezza di pensiero dietro che era veramente... Cioè io adesso non lo so, c'è il vuoto assoluto da quel punto di vista, e c'era questa consapevolezza di essere a servizio. La zia dice sempre, cioè, tu sei a servizio di, no conto quanto potere ho perché ho tot voti o perché ho tot tessere nel mio partito. Oppure mi dici il tuo problema, io cerco di risolverlo quando ritorno da Roma. Cerco anche di capire farti capire quello che ho fatto e quello che hai ottenuto, se sono riuscita, c'è il confronto che manca adesso. Non solo, ma anche il cercare di capire, che era una cosa che questo mi ha spiegato bene, ci ha spiegato perché se ne parlava con noi ragazze, diceva devo capire anche se è un problema, perché se me lo porta una persona solo è un problema della persona, ma se comincio a avere più persone della mia zona che mi portano lo stesso problema, allora è un problema della mia provincia, della mia regione, o è un problema comune, perché se confrontandosi poi a Roma con le sue colleghe di vari partiti, poi perché le donne in quel momento erano molto più coese nell'andare alla soluzione dei problemi, non stare lì io sono di destra, di sinistra, del PC o del PD. Ma cercare di capire il problema? Erano importanti le conquiste per le donne, per l'insieme, e quindi questo problema è solo mio o è un problema che riscontrate tutti, perché se lo riscontriamo tutti allora c'è un passo da fare insieme per vedere di creare delle condizioni diverse che poi vadano a caduta anche nel singolo, no? Nella singola Emanuela zona. Guzzon, cos'era il dialogo con questa donna politica? Perché lei cercava anche di trasmettere questo, essendo una politica. Cioè, che dialogo c'era tra la figura femminile di questa persona, che era una vostra parente, con quello di trasmettere con lei una politica sana, una politica per la comunità, ecco qua, la politica, un servizio, lei era a servizio della politica, ma cercava di portare un servizio anche alla comunità con la politica. Certo, perché lei diceva che la politica è un'arte, cioè riportato qui su un suo discorso che l'ho letto stamattina, che dice una visione forse profondamente più vera della politica, che è in fondo l'arte per costruire una società umana, una società per l'uomo. Questo è il concetto di che cos'è la politica. Infatti lei era entusiasta sempre perché riteneva di avere la possibilità di fare la cosa più grande che può fare una persona per la società, per il proprio paese, per la società, anche per le donne.
Con la consapevolezza della responsabilità. Però usa la parola uomo, uomo come... Uomo in senso... metamorfosi, sì. Però uomo. Ma uomo all'epoca era essere umano. Essere umano. Siamo esseri umani, non è che siamo donne e uomini. Non uomo come figura maschile, non come figura ma uomo... maschile, ma come essere umano. In italiano si dice uomo. Ecco. Ma se vogliamo diciamo essere umano. In questo momento non c'è rispetto dell'essere umano. Ma non è che forse lei nel suo essere voleva proprio far capire a questo uomo, figura maschile, che aveva in mano la politica, e lei lo sapeva, erano poche le donne che sedevano, e anche adesso, attorno a questi tavoli, che doveva cambiare, questo cambiamento maschile che doveva avvenire per aiutare il cambiamento femminile, ma che non c'è stato? In realtà lei diceva che ogni conquista fatta per la donna apriva le porte all'uomo per potersi esprimere meglio, cioè per uscire da quegli schemi che lo tenevano imbrigliato da secoli, millenni, dove l'uomo ha questo potere, deve avere questa figura e si riconosce solo se manifesta determinate cose. Invece una conquista, un'apertura, una crescita della donna, una partecipazione più viva della donna permetteva anche all'uomo di sganciarsi da queste cose e tirar fuori il meglio di sé, perché tutti noi abbiamo una parte maschile, una parte femminile, una parte più di potere, diciamo, e penso alla sua energia, alla sua capacità di battagliare, forse è una caratteristica espressa di più dagli uomini. Era una no? guerriera. Era una guerriera, però poi era anche una persona di una dolcezza incredibile, di un'amorevolezza incredibile, e credo che se tante persone l'hanno stimata, le hanno espresso affetto, proprio affetto, è perché coglievano questa cosa, si coglieva guardandola negli occhi, cioè se ci stavi insieme era impossibile non sentirla. Poi magari era scomoda perché faceva le domande che non volevi sentire, o ti faceva, o voleva che tu ti facessi delle domande molto scomode. Però questo è crescere, e questo è capire l'importanza della partecipazione. Io non ho ancora capito cosa sono chiamata a fare. Sono la prima, lo dico molto tranquillamente. Però cerco di darmi da fare. Però cerco di darmi da fare, quantomeno di portare o testimoniare. Senti Emanuela, ormai siamo quasi in chiusura, ma devo farti questa domanda. Tu sei anche una musicista, perciò capisci bene cos'è l'arte, la cultura, la bellezza. Come vedi questa polemica infinita tra la Fenice, questa direttrice donna? E sì, dobbiamo anche parlarne, perché parlano sempre gli altri, ma gli addetti ai lavori, ecco, come la vedi tu? Ecco, io penso che l'arte, la musica, la cultura in generale non abbia bisogno di polemiche, ma abbia bisogno di altro, abbia bisogno di gentilezza, di armonia. È vero, infatti non credo che il problema... Non ho approfondito tantissimo, però sono in mezzo a musicisti, leggo quello che scrivono amici e colleghi, quindi inevitabilmente, pur non entrando nello specifico, però un'idea me la sono fatta. Non c'è una contrapposizione alla donna in quanto direttrice d'orchestra, forse a volte c'è un po' di fatica a dare fiducia quando una persona è più giovane, ma questo riguarda sia gli uomini che le donne. Difficile vedere direttori giovani, soprattutto qua in Italia. Devono andare all'estero anche loro per avere spazi. Ecco. Però in questo ci sono sempre le modalità con cui sono state fatte le cose. Da quello che io ho capito, l'errore è stato nella modalità, cioè mentre credo che anche prima ci fossero... La politica è sempre in mezzo, quindi ci sarà stata prima come c'è adesso. Però mi pare di aver capito che è stato escluso tutto il corpo orchestrale da un dialogo. E quindi c'è stata un'imposizione a monte senza un dialogo con tutte le parti. E credo che l'errore sia stato lì. Ma questo è un po' quello che vediamo dappertutto, ecco. Non è solo... è lì. È il sistema, è il sistema. È un sistema dilagante in questo momento,
che porta poi in casi estremi a quello che vediamo fare dal Presidente degli Stati Uniti, insomma, perché poi il sistema è quello. È quello il sistema. E quindi allora bene che ci siano anche le reazioni, perché se nessuno parla si avvalla quel sistema. Se invece decido con un'azione di non avvallare, è un peccato, perché abbiamo una Fenice che è un'istituzione zoppa in questo momento dove non c'è Allora un'armonia. riguardiamo il libro, perché ormai siamo in chiusura. Emanuela Guizzò, ringrazio. Alba Lazzaretto, Tina Anselmi, La donna delle riforme sociali. Rivediamo la copertina del libro. Ringrazio tantissimo Emanuela Guizzon di essere stata con noi per ricordare questa figura meravigliosa che ha fatto grande la sanità del Veneto e anche la politica, da un lato veneta nella parte femminile, Sì. che però forse qualche donna sarebbe bello che gestisse, che leggesse anche questo libro, per capire anche che il dialogo anche con la figura maschile forse va fatto in maniera diversa, è con una ironia e interessante. profondità che lei riusciva ad Qui avere. ci sono tutti i discorsi scritti che sono stati recuperati. Perciò leggetelo. Grazie ancora Emanuela Guizzò. Grazie a voi. Grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo al Banco Solidale. Oggi è venuta a trovarci questa mamma che voi avete già conosciuto, non posso farla vedere naturalmente per un problema proprio di sicurezza e di privacy, anche di quelle bambine meravigliose che lei ha, sono 3, una piccolissima, la più grande ha 10 anni, poi c'è quella di 6 e quella piccolissima. E però gli aiuti non arrivano. Noi stiamo cercando di sostenerla, il caso è seguito anche dall'avvocato Tocchetto e da Telefono Azzurro, sentiamo come stanno andando le cose. So che non hai trovato ancora un lavoro fisso, visto che dicono che lavoro ce n'è, basta aver voglia di lavorare, questa è la testimonianza. Oltretutto lei non ha una residenza ancora, perché lei non ce l'ha, diciamo così. Speriamo che i servizi sociali del suo comune, non diremmo quello, specialmente l'assessore sociale, si decida a prendere in mano con il sindaco questa situazione, perché è diventata una situazione intollerante. Allora, cosa vuoi dire? Lavoro, dicono che non avete voglia di lavorare, per quello non trovate lavoro. Non è niente vero, almeno da parte mia mi spezzerei in 1000 pezzi, soprattutto almeno per prendere una piccola parte per dare da mangiare alle mie figlie. Cosa vuol dire non avere la residenza? Perché bisogna anche capire, tu non avendo la residenza non puoi usufruire nessun aiuto. Ecco, non avendo la residenza non si può usufruire di nessun bonus, nessun reddito di cittadinanza e si fa fatica ad avere la documentazione per fare un ISEE, perché ovviamente se non hai quella non puoi avere alcun aiuto dal comune, da niente alla fine. Tu hai occupato abusivamente una casa, perché hai detto ero su una strada, le mie bambine stavano male, era l'anno scorso ancora, faceva freddo e tu sei entrata in questa casa. E sono arrivati anche gli amministratori, diciamo così, per vedere, però non sei in regola e puoi essere anche cacciata da un momento all'altro. Il problema è, qualcuno ti ha proposto un'altra soluzione? No, nessuno. Le tue bimbe dove vanno a scuola? Diciamo quanti anni hanno? Una 10 più grande, diciamo. 10 e mezzo, un'altra 7 e mezzo e la piccola 2. Tu non hai un compagno, sei completamente da sola, perché anche l'ultimo compagno ti ha lasciato, ecco, senza pensare che ci sono delle piccoline, molto piccole, da aiutare. Cosa vuoi dire? Perché ti sei trovata in questa situazione? Cioè, com'è possibile 3 figli, 3 situazioni diverse, però dramma pazzesco? Sì, mi sono fidata delle persone sbagliate. Ma una volta, 2 volte, doveva arrivare anche la terza? No, basta. Ho capito io tesoro, basta, però adesso ne rimettono loro e io mi sto rimboccando le maniche per cercare di fare di tutto per non farle mancare nulla. Però tu sai che possono anche toglierle, perché tu non avendo un tetto, una residenza, essendo abusiva, perché hai occupato questa casa abusivamente, hai fatto praticamente una cosa che non si doveva fare, perciò sai che rischi molto. Che appello vuoi fare?
Allora io faccio l'appello al comune, al sindaco, agli assessori e a chiunque mi ascolti di aiutarmi, di non togliermi le mie figlie, perché se l'ho fatto per un bene suo, e perché se ero da sola potevo stare benissimo anche per la strada. E aiutatemi, trovatemi un lavoro, mi metto anche a pulire le strade, però almeno per prendere qualcosina, dar da mangiare alle mie figlie e non fargli mancare niente, perché vogliono che siano allo stesso livello degli altri compagni come vanno a scuola. Come vanno a scuola le tue bimbe? Bene, brave? Bene, sì. Sì. E il sorriso ritorna, basta nominare le bimbe che io ho conosciuto, poi sono delle bambine meravigliose, specialmente poi la più grande, guardate, è più grande, 10 anni e mezzo, come ne avesse 16, ve lo dico io. Ecco, e la più piccolina è un amore, quella di 6 anni lo stesso. Allora guarda, noi facciamo un'altra cosa, io ti do un assegno che verrà monitorato come gli altri che ti abbiamo dato dall'avvocato Tocchetto. Okay. Sai che dovrai portare tutte le pezze giustificative, mi raccomando, perché il momento è drammatico, per noi dobbiamo avere la massima trasparenza. Perciò ti do questo assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Cosa vuoi dire? Vi ringrazio, ti ringrazio anche a te Mirella, perché hai un cuore grande. Più che il mio cuore, il cuore della grande famiglia, sì. Però sai, te l'ho già detto, è perché ci sono 3 bambine, sì. No, 3 sbagli non si possono ammettere, hai capito? È vero. 1 va bene, 2 sono troppi, 3 inammissibili, sì. Però ci sono 3 piccole e noi abbiamo il diritto di aiutare queste piccole che non c'entrano niente con i suoi problemi. Ciao e grazie.